Buongiorno e ben ritrovati in diretta, eccoci dallo studio di Antena 3 per questa prima edizione che avrà molta cronaca in sé, perché ci sono molte notizie e molte novità che arrivano dalle varie redazioni. Oggi è una giornata in realtà molto piena per la nostra programmazione, perché dopo la nostra prima edizione ci sarà il consueto approfondimento del mercoledì con la CGIL. Tanti i temi, vi annuncio già che avremo in studio il segretario generale dei pensionati dello SPI CGIL di Treviso, Vigilio Biscaro. Parleremo della manifestazione dell'8 di ottobre, ma come sempre tutti i dubbi, le incertezze, le questioni da sottoporre al sindacato potrete farlo chiamando in diretta e interpellando direttamente il nostro ospite in studio, quindi approfittate di questa occasione che noi di Antena 3 e la CGIL vi offriamo. Ma poi dopo lo spazio di approfondimento riservato alla CGIL vi ricordo anche che manderemo in diretta i funerali di Don Canuto Toso, fondatore della Trevisani nel mondo, sacerdote storico della diocesi di Treviso, morto a 91 anni. I funerali si celebreranno dalle 15 al Tempio di San Nicolò a Treviso. Sarà certamente una cerimonia molto partecipata, ma grazie alla nostra diretta anche allargata a voi telespettatori da casa. E oltre a questo, senza dubbio, siamo convinti che anche via streaming ci saranno tante persone che da tutte le parti del mondo seguiranno l'addio a Don Canuto, fondatore, come vi ho detto, negli anni 70 della Trevisani nel mondo, associazione che ha assunto delle dimensioni davvero planetarie, visto quanti emigranti sono partiti da questa terra nel secolo scorso. Cominciamo con la cronaca, vi dicevo, allora prego la regia, ci sono Alessandro Granziera e Marco Gagliazzi in regia con noi oggi, di partire col primo servizio, perché se non bastasse il caso che ha fatto tanto discutere di Belluno di Longarone, purtroppo con la morte addirittura di un piccolo di appena 2 anni per aver ingerito dell'hashish, un nuovo caso arriva dal Vicentino, da Arzignano, e ce lo racconta il servizio preparato dalla redazione di Vicenza. Un bambino di soli 2 anni è ricoverato all'ospedale di Vicenza per aver ingerito sostanza stupefacente. I carabinieri della compagnia di Valdagno, infatti, sono intervenuti durante la notte al pronto soccorso dell'ospedale di Arzignano perché era stata segnalata la presenza di un minore che aveva bisogno di assistenza sanitaria, accompagnato dai genitori, in quanto aveva verosimilmente ingerito hashish. Nel corso della nottata il piccolo veniva poi trasportato presso l'ospedale di Vicenza per le cure necessarie e sulla base delle informazioni raccolte al pronto soccorso, intanto, i carabinieri hanno deciso di indagare per approfondire l'accaduto, scoprendo che probabilmente il padre del bimbo aveva lasciato incustodito in camera da letto dell'hashish che era stato ingerito dal figlio nel corso della serata. L'uomo, 51 anni, di Valdagno, è stato denunciato e dovrà rispondere di lesioni colpose ai magistrati di Vicenza. Fin qui la storia che arriva dal Vicentino, ma come vi accennavo prima, purtroppo abbiamo visto un caso anche nel Bellunese, il terribile sospetto che ora sembra essere stato confermato dall'esito degli esami tossicologici. Parliamo dell'avvelenamento per ingestione di hashish, eccolo qui, del piccolo Nicolò Feltrin. Sarebbe la causa della morte il 28 luglio scorso all'ospedale di Pieve di Cadore del bambino che abitava con i genitori a Longarone. Gli esami tossicologici, come detto, avrebbero confermato che sui materiali biologici prelevati nel corso dell'autopsia sul corpo del piccolo c'era appunto dello stupefacente. Il bambino era arrivato all'ospedale, lo ricorderete, portato dal padre Diego, allarmato per le condizioni del figlio, caduto in uno stato di narcosi dal quale non si riusciva più a svegliare. Inizialmente si era parlato di qualcosa che poteva essere stato raccolto da terra al parco da parte del bambino. Così l'uomo aveva riferito naturalmente ai medici che avevano chiesto cosa potesse aver messo in bocca il piccolo, e invece poi era stato chiarito che c'era dell'altro, nel senso che le indagini dei carabinieri e la perquisizione domiciliare avevano portato al rinvenimento nella casa di quantitativi di stupefacente, e purtroppo poi a quanto pare gli esami lo hanno confermato. Il papà è indagato per
per omicidio colposo. Si parla peraltro di stupefacente somministrato non per sbaglio, ma insomma per tener calmo il bambino, e naturalmente se questa notizia dovesse essere confermata si commenta da sé. È stata fissata invece la data dei funerali di Mattia Caruso, il 31enne che è stato ucciso, assassinato ad Abano Terme. Rea confessa la fidanzata Valentina Boscaro. La data dei funerali, come detto, è stata fissata, ma i familiari vorrebbero organizzare anche una fiaccolata. Sono stati fissati i funerali di Mattia Caruso, il 30enne ambulante ucciso dalla fidanzata Valentina Boscaro. Rea confessa la notte tra il 25 e il 26 di settembre. L'ultimo saluto venerdì pomeriggio alle 15, attese qui nella chiesa di San Giacomo della Mandriola ad Albignasego centinaia di persone. Tantissimi amici e parenti che dovrebbero arrivare anche dalla Sicilia, regione d'origine della famiglia Caruso. I familiari del ragazzo stanno organizzando anche una fiaccolata che dovrebbe svolgersi sempre venerdì dalle 20 alle 23 da Carpenedo a Piazza del Donatore ad Albignasego. In questi giorni, intanto, gli inquirenti stanno continuando ad ascoltare le testimonianze dei genitori e dei fratelli di Mattia. Secondo i loro racconti, a subire violenze fisiche e pressioni psicologiche sarebbe stato proprio il 30enne ucciso e non la fidanzata Valentina, che invece durante la confessione del delitto ha detto di essere stata più volte maltrattata e picchiata da Mattia. Anche gli amici della coppia hanno riferito di aggressioni fisiche subite dal giovane, ma ai carabinieri non risultano denunce da parte di entrambi. Valentina Boscaro, 31 anni, intanto rimane agli arresti domiciliari con obbligo di braccialetto elettronico, rischia dai 14 anni di carcere all'ergastolo e non potrà chiedere riti alternativi. E poi c'è l'altra vicenda che ha fatto scalpore in questi giorni, in particolare nella Marca trevigiana, ma siamo ai confini con la provincia di Vicenza. Parliamo della scorribanda che il 19enne di Riese Pio X, Steve Quintino, ha messo in atto. Davvero ha seminato il terrore per 45 minuti tra Riese e Onè di Fonte, questo ragazzo giovanissimo che ha purtroppo investito in questa sua corsa, ha rapinato 3 auto a 3 donne, ha investito un ciclista. È stato interrogato ieri nella casa circondariale di Treviso dove è rinchiuso. Non è stato un interrogatorio semplice, il ragazzo avrebbe proferito poche frasi e non del tutto coerenti, secondo quanto ha riferito alla nostra Daniela Sizzia, la legale, il difensore del ragazzo. Sentiamo il servizio. In cella ripete più volte la tabellina del 3, poi si rivolge all'arcangelo Gabriele. Steve Quintino continua a rimanere in un mondo tutto suo. L'unica sua richiesta: voglio mia mamma. Questo pomeriggio si è svolto in carcere a Treviso l'interrogatorio di garanzia, che è durato circa un'ora. Sono state chieste delle misure alternative alla custodia cautelare. Il PM ha chiesto la custodia cautelare e il giudice si è riservato. Davanti al giudice per le indagini preliminari Piera De Stefani e al pubblico ministero Barbara Sabattini ripete "mi dispiace", poi quella frase che aveva detto più volte durante l'arresto. Posso chiedere scusa e salvare il mondo? Non è riuscito a ricostruire quanto ha fatto quel sabato mattina quando ha rubato 3 macchine ed ha travolto ed ucciso il ciclista 67enne Mario Piva. Ricorda pochi momenti. Che ha preso delle macchine e ha guidato per correre forte. Tutto quello che è stato dichiarato. Basta. Ha ricostruito insomma quello che ha fatto quel giorno? No, non è in grado in questo momento, insomma. Si è pentito? Ha detto anche che gli dispiace, ma sono dichiarazioni sì, a spot così. Poi aggiunge: però ripeto, stiamo parlando di una persona che è in una situazione di difficoltà, quindi non ha un parlare coerente rispetto a quella che è la situazione che si trova a vivere. Difficile capire cosa sia accaduto nella mente del 19enne in quel preciso momento. Ci sono le basi per fare un certo tipo di accertamenti, sia psichiatrici che tossicologici, perché non c'è un'apparente spiegazione a una condotta del genere, insomma, anche perché è stata repentina e si è svolto tutto in 3/4 d'ora, quindi
aveva smesso di lavorare alle 6 in un'azienda dove era anche con altre persone, quindi se ci fossero stati degli atteggiamenti incoerenti o strani avrebbero sicuramente segnalato la situazione quantomeno ai titolari dell'azienda. Intanto, in cella a Santabona, il 19enne sarebbe sottoposto ad una terapia che gli viene somministrata dai medici della casa circondariale. Da Vicenza la notizia di un individuo fermato dalla polizia locale perché circolava a una velocità decisamente eccessiva, soprattutto visto il mezzo sul quale viaggiava. Sentiamo. Stava viaggiando a 80 km all'ora, ma non a bordo di un'auto, bensì sul suo monopattino, una velocità decisamente troppo elevata per quel mezzo che ha sorpreso anche le forze dell'ordine, e così la polizia locale dei Castelli l'ha fermato a Montecchio Maggiore mentre percorreva via Lombardi in direzione di Altavilla Vicentina. A dire il vero, l'uomo, 34 anni, quando ha visto gli agenti che gli intimavano di fermarsi, ha tentato di fuggire accelerando ulteriormente, ma poi ha dovuto rinunciare e sottoporsi al controllo degli agenti. Con questo intervento le sanzioni della polizia locale dei Castelli nel primo fine settimana di ottobre salgono a oltre 6.000 euro. Fin qui dunque l'abbiamo sentito, la cronaca dal Vicentino, e invece riparte la Bottecchia, l'azienda di Cavarzere che aveva subito, lo ricorderete nei giorni scorsi, un incendio davvero impressionante con le immagini di una densa colonna di fumo che visibile per chilometri si era levata dallo stabilimento. I sindacati sono soddisfatti per l'esito dell'incontro con i vertici dell'azienda che dopo l'incendio ha messo in cassa integrazione i dipendenti e in qualche modo sta ripartendo. Si è svolto ieri l'incontro tra i lavoratori della Bottecchia, l'amministratore delegato Mariano Roman con altri dirigenti del gruppo e i rappresentanti dei sindacati. Sul tappeto i tempi e i modi della ripresa dell'attività dopo il vasto incendio che ha distrutto gran parte del magazzino dell'azienda. Andiamo incontro a un periodo di cassa integrazione a rotazione di almeno 3 mesi per 52 lavoratori, 36 operai, 16 impiegati, ha spiegato Cristian Modesto, sindacalista della FIOM. Ma il periodo di rallentamento dell'attività sarà gestito in modo che i lavoratori siano coinvolti a rotazione in maniera equa. L'azienda si sta infatti riorganizzando, proprio come l'amministratore aveva assicurato. C'è voglia di ripartire in fretta. Bottecchia, ha concluso il sindacalista, ha dimostrato una concreta volontà di ripresa. Abbiamo anche apprezzato l'impegno ad anticipare ai lavoratori gli importi della cassa integrazione senza aspettare l'erogazione dell'INPS. A Pieve di Soligo invece si è vissuta l'altra notte davvero una nottata di follia. Anche in questo caso parliamo di giovanissimi protagonisti, uno dei quali, un 19enne, ha dato una coltellata a quello che doveva in realtà essere un amico. Si parla di tentato omicidio, questa è l'ipotesi su cui lavorano i carabinieri. Io ho sentito verso la mezzanotte dei grandi rumori sulle scale, gente che urlava. Poi successivamente questo ragazzo, perché si capiva che era una voce giovane, insomma, che piangeva, che si lamentava. Sono alcuni frammenti di una nottata di follia a raccontarli una residente di Borgo Stolfi che, atterrita dalla paura, non si è mossa dalla sua abitazione. Quelle urla non erano quelle di una semplice bravata. Infatti io non sono uscita a vedere per paura. Ecco, cioè, ho preferito stare in casa, che non erano voci e urla normali di ragazzi magari ubriachi, ecco, per dire. No, era di una persona che si stava lamentando e che piangeva, quindi come fosse un dolore addosso, insomma. Ecco. È circa l'1 di notte nel cuore di Pieve di Soligo, tra la piazza del municipio e il Duomo. È qui, su questi scalini per entrare in corte, che il 19enne viene colpito da un fendente al collo, sanguinante, cade a terra. La chiazza è rimasta visibile per tutto il giorno, nonostante di prima mattina si sia provveduto a lavare i segni. Ad allertare i soccorsi è la stessa vittima. Sul posto arriva l'ambulanza del SUEM che trasporta d'urgenza il ragazzo al pronto soccorso di Conegliano.
Subito si capisce che la ferita è compatibile con un'arma da taglio e immediate scattano le indagini dei carabinieri della stazione di Cison di Valmarino. Il presunto aggressore è un coetaneo, amico di sempre della vittima, rintracciato nel corso della notte mentre si aggirava a piedi nella zona di Follina. Con sé aveva un coltello a serrammanico. L'aggressione, stando a una prima ricostruzione, è avvenuta al culmine di una lite esacerbata con ogni probabilità dall'alcol. Da indagare la causa scatenante, non si escludono vicende di droga. La vittima poco prima era stata vista girarsi per le vie del paese con un altro giovane, un parente, che al momento della colluttazione pare non fosse presente, ma è da appurare. L'ipotesi è quella di tentato omicidio con l'aggressore in attesa di convalida dell'arresto. L'accusa, a seconda dei giorni di prognosi, potrà essere derubricata a lesioni gravissime. La coltellata infatti non ha fortunatamente compromesso organi vitali. La vittima sarà ascoltata dai carabinieri non appena le sue condizioni lo consentiranno. Ogni testimonianza a questo punto sarà preziosa. Di lunedì sera buona parte dei bar è chiusa, la stessa corte era deserta. Penso che è orribile, no? Sia grave, proprio orribile, e non ho parole in realtà, credo che vada un po' sistemata la situazione qui, non solo a Pieve. Davvero una pagina di cronaca significativa e importante, quella di oggi, lo avete visto. Ora lasciamo però per un attimo la cronaca, ci colleghiamo in diretta da Treviso con il nostro Lucio Zanato che ci dà un'anticipazione di quella che sarà la diretta del pomeriggio per la cerimonia, sentita cerimonia per l'ultimo saluto a Don Canuto Toso, sacerdote, fondatore della Trevisani nel mondo. Buongiorno Lucio, e dici dove ti trovi soprattutto. Buongiorno Lina, buongiorno ai telespettatori di Antena 3. Vedete, le auto stanno uscendo piano piano, è tutto un momento di saluto per quanto riguarda Don Canuto Toso. Don Canuto Toso è qui all'interno, con lui è dei Padri Oblati e qui l'hanno vegliato per questi giorni. Da qui partirà la salma per raggiungere intorno alle 14:30 il tempio di San Nicolò, dove saranno celebrati, presiedute dal vescovo di Treviso Monsignor Michele Tomasi, i solenni funerali. Don Canuto Toso, ci vuole un libro, forse di più, per raccontare chi è stato questo sacerdote per la diocesi, ma per tutti i trevigiani in tutto il mondo. Allora, con Paolo Botero entriamo qui nella chiesa degli Oblati, perché è una chiesa forse meno conosciuta della città. Siamo abituati al Duomo, siamo abituati al Tempio di San Nicolò, siamo abituati alle chiese all'interno delle mura. Questa è appena fuori mura, appena giù del cavalcavia, però è una chiesa estremamente sentita soprattutto dei trevigiani, proprio perché è una chiesa molto raccolta. I Padri Oblati sono un ordine decisamente particolare, anche perché con noi in questo momento, pensate, abbiamo la possibilità di avvicinarci a quella che è proprio la chiesa, la loro chiesa, e il momento di raccoglimento che si sta completando nell'attesa proprio dei funerali. Come vedete, qui noi rimaniamo all'esterno per una questione di discrezione. Vediamo con Paolo come vedete l'epigrafe, e all'interno non entriamo perché c'è questo momento di raccoglimento, ma c'è la salma proprio, ed è veramente un continuo venire a dare un omaggio a questo sacerdote che ci ha lasciato all'età di 91 anni, dopo esperienze legate al mondo dell'emigrazione, tante le esperienze legate al mondo dell'emigrazione. Va detto che ancora con Monsignor Mistrorigo prese l'incarico di seguire i migrantes, e proprio su questa linea cominciò a pensare di essere un'assistenza spirituale per tutti i trevigiani che erano sparsi in tutto il mondo, e da lì nasce, lui è proprio fondatore della Trevisani nel mondo nel 1973. Un'esperienza notevole, un'esperienza che l'ha portato veramente a toccare tutti i continenti, perché in tutti i continenti ci sono nostri conterranei, e a portare questa una parola che è quella della trevigianità. Tanto è vero che noi siamo conosciuti per gente estremamente laboriosa, forse anche delle volte un po' scontrosa, raccontava lui, e proprio per questo forse un po' più chiusa rispetto ad altre comunità italiane che invece erano molto più aperte al territorio. E il suo compito è stato anche quello di creare un ponte non solo con la terra d'origine, quindi un collegamento tra l'emigrante e le sue radici, ma anche cercare di entrare, nel tessuto sociale del territorio, creando
creando quella che è l'Associazione Trevigiani del Mondo nelle varie sedi. Pensate che addirittura il suo impegno è durato fino all'ultimo giorno, ovviamente a 91 anni con molta meno energia rispetto agli anni precedenti, però questo comunque ha comportato alla creazione di altre nuove sedi. Mi raccontava domenica Riccardo Masini, che è stato direttore della Trevigiani del Mondo per oltre 20 anni, che nonostante siano passati i tempi, nonostante siano passate le generazioni, soprattutto nonostante sia passato il tema dell'emigrazione da Treviso, dalla Marca, diventando un'emigrazione di cervelli più che un'immigrazione di braccia come era stata nei primi del Novecento, ma anche subito dopo la Seconda Guerra Mondiale. Ecco, lui continuava a impegnarsi, tanto è vero che appunto ad esempio in Brasile sono cresciute altre 3 sedi della Trevigiani nel mondo. In Brasile, Argentina, soprattutto America Latina, sentono molto il collegamento con questa terra, tanto è vero che ci sono progetti in corso per cercare di mantenere anche magari in certe situazioni con molta difficoltà, va detto, la doppia cittadinanza, anche per, come dire, i figli e i nipoti degli emigranti di prima generazione. Poi noi di fatto in Brasile abbiamo di fatto un'altra regione che è Rio Grande do Sul, dove c'è Nuovo Treviso, dove c'è il Veneto, ma soprattutto tanta Marca trevigiana, va detto, perché c'è Nuovo Possagno, insomma c'è la Marca trevigiana rinnovata in quelle terre dove i nostri avi sono scesi a cattar fortuna. Ricordiamo che l'emigrazione, adesso magari ne parliamo così in maniera molto serena, ma è stato un evento drammatico, ma d'altra parte qui si partiva da zone dove c'era la pellagra, dove c'era il bracciantato, non c'era neanche la mezzadria, dove la gente veramente faceva fatica a coniugare il pranzo con la cena, anzi forse il pranzo e basta, tanto è vero che molti andavano a lavorare per poi poter mangiare solamente a mezzogiorno. Ecco, questi erano i momenti di partenza, e quindi c'era chi magari forse anche a volte un po', come dire, tradito, se vogliamo, da mediatori che cercavano, perché poi la nostra immigrazione da che cosa nasce, Lina? Nasce proprio dal fatto che con la caduta dello schiavismo, soprattutto nelle zone del sud dell'America, mancavano le braccia per andare a prendere il cotone e soprattutto per andare a prendere il caffè. A quel punto partì invece la ricerca di nuove braccia e caderono in Italia, dove c'era veramente una condizione davvero difficile, soprattutto per la povera gente, e quindi tanti, ad esempio, vendettero il poco che avevano, convinti di andare a prendere un pezzo di terra nel Nuovo Mondo, e si trovarono invece in mezzo a una foresta con sequoie enormi dove non si poteva assolutamente coltivare nulla. La terra c'era sì, ma non era coltivabile. Molti altri invece si trovarono a dover veramente prendere il posto degli schiavi per la raccolta del caffè. Questo vale soprattutto per il Brasile. Però i nostri avi ebbero questo coraggio, il coraggio di riscattarsi, di ripartire e di addirittura in molte situazioni di comprarsi veramente quella terra, di cominciare a fare imprenditoria e di costruirsi le proprie abitazioni, quindi anche le proprie città. Molte volte insieme a loro scendevano anche dei sacerdoti che li guidavano e che portavano la fede, oltre che naturalmente un sostegno e anche il collante sociale, perché quando poi si è nelle difficoltà, ecco che ci si raggruppa. Ecco perché poi questo collegamento di fede tra la gente emigrata e la gente che poi invece qui è rimasta, ed è per questo che il compito di Don Canuto Toso è stato un compito davvero molto importante, essenziale, e che, come diceva Riccardo Masini, continua anche adesso con 2 forme. La forma dell'immigrazione, lui aveva già visto a suo tempo quando questa terra, la terra trevigiana, è passata da terra di emigrazione a terra di immigrazione, ed era un tema che lui stava seguendo con estrema attenzione. Perché? Perché le nostre esperienze servissero per migliorare la vita di chi veniva qui a darci una mano nelle nostre aziende, esattamente come abbiamo fatto noi quando siamo andati dove c'era bisogno di lavoro. E poi questo è stato il suo ultimo capitolo, l'attenzione ai giovani. I giovani che in questo momento emigrano è un'immigrazione diversa, lo dicevamo prima, non è un'immigrazione di braccia, ma è soprattutto
tutta un'emigrazione di cervelli, di testa. E anche lì però c'è il bisogno di avere una rete sociale intorno, il bisogno di sentirsi non un pesce fuor d'acqua come capita a chiunque di noi quando entra in una nuova comunità con lingua, costumi e quant'altro diverso, ma sapere che lì c'è un punto di riferimento. Ecco, questo è il nuovo, se vogliamo, come diceva il presidente Franco Conte, il nuovo presidente di Trevisani nel Mondo, è la nuova mission, la nuova missione della Trevisani. Trevisani che oggi, lo ricordiamo, salutano il loro fondatore, lo saluteranno dalle 15 quando inizierà le celebrazioni che si terranno nel Tempio di San Nicolò. Sarà presieduta questa celebrazione da Monsignor Michele Tomasi, vescovo di Treviso. Ci saranno i Trevisani nel Mondo, ci sarà ovviamente la corale, ma ci saranno anche i suoi emigranti che al termine della celebrazione torneranno quello che è un inno che sicuramente per i tanti trevigiani che sono nel mondo, che ci seguiranno via streaming, non potrà che far scaturire qualche lacrima. Ricordo, la nostra diretta comincerà subito dopo il termine dei tuoi collegamenti, del tuo programma, Lina. Cominceremo quindi alle 14:30, subito dopo la tua sigla, per poi seguire tutta la celebrazione dei funerali della Santa Messa e poi naturalmente l'ultimo viaggio verso la tumulazione. Se non hai domande, io a questo punto ti restituirei la linea, Lina. Grazie Lucio Zanato. Naturalmente l'appuntamento con i telespettatori sarà poi per la diretta. Grazie Lucio, grazie a Paolo Bottero. Prima di andare in pubblicità, allora sentiamo le parole del vescovo Monsignor Tomasi proprio per ricordare Don Canuto Toso. Don Canuto è stato vicino alle persone che si muovono, muovendosi anche lui, e questo forse è una cifra per la Chiesa in questo periodo, essere lì dove sono le persone che si muovono, o le persone che hanno bisogno, o le persone che hanno bisogno di muoversi per poter vivere. E questa è la presenza ancora vicino ai Trevisani nel Mondo, ma poi i migranti di oggi, tutti coloro che vengono anche da noi e che hanno lo stesso diritto a vivere, ad essere accolti, ad essere rispettati nella loro dignità personale, e dobbiamo camminare con loro anche in questo percorso. E poi anche i nostri giovani che migrano nei mondi vari di questo nostro mondo, che forse noi più adulti facciamo fatica a capire, ma che è casa loro, e dobbiamo andare con loro lì dove loro ci portano. Questo credo che sia forse l'intuizione grande di preti come Don Canuto Toso, cioè la capacità di camminare insieme a quelli che in un modo fisico o esistenziale migrano, perché la migrazione e lo spostamento è stato l'esodo, ma è anche il cammino verso la patria, verso il bene, verso la felicità. Allora, le parole sia di Lucio Zanato che adesso del vescovo Monsignor Tomasi fanno capire insomma quanto partecipato. Sarà poi dalle 14:30, dalle 15 l'inizio effettivo della cerimonia, il saluto, l'ultimo saluto a Don Canuto. Noi adesso ci fermiamo per un break pubblicitario, torneremo tra poco con diversi ospiti. Eccoci di nuovo in studio, ben ritrovati, prima edizione di Antenna 3. Apriamo una pagina politica ma in cui continueremo naturalmente a trattare molti temi di attualità. Prima di presentarvi gli ospiti vi leggo un'ansia battuta questa mattina che riguarda Piazza della Loggia, perché la Procura dei minori di Brescia e quella ordinaria hanno chiesto il rinvio a giudizio di Marco Toffaloni e Roberto Zorzi, due presunti esecutori materiali della strage di Piazza della Loggia che provocò 8 morti e oltre 100 feriti il 29 maggio del 74 nel corso di una manifestazione dei sindacati promossa contro l'escalation di attentati di matrice fascista in città. Lo riportano appunto alcuni quotidiani oggi. Due all'epoca avevano 17 e 20 anni e secondo l'accusa ebbero un ruolo nella fase esecutiva dell'attentato. Toffaloni vive in Svizzera, Zorzi invece alleva Doberman nello stato di Washington. I due però facevano riferimento al territorio veronese, quindi insomma è chiaramente una notizia che interessa anche noi dal Veneto e che tra l'altro insomma naturalmente fa un po' così riflettere sul fatto che stiamo a distanza di così tanti anni ancora andando in cerca dei responsabili di quella strage.
Allora, i nostri ospiti di oggi, ringrazio e saluto per essere qui presenti in studio Jacopo Lode, buongiorno, che è coordinatore provinciale di Italia Viva. Non ho in maniera un po' più cavalleresca cominciato da Rachele Scarpa. Salve Rachele Scarpa, buongiorno, benvenuta. Partito Democratico neoeletta alla Camera dei Deputati. Rachele è uno dei giovani su cui punta il Partito Democratico in questa nuova fase. E poi collegati, li ringrazio perché so che sono impegnati in commissione nei lavori in Regione oggi, Tommaso Razzolini di Fratelli d'Italia e Nazareno Gerolimetto della Lega, entrambi consiglieri regionali. Buongiorno. Espressione del nostro territorio trevigiano, come pure gli ospiti che ho qui in studio. Io prima di cominciare a parlare con voi chiederei alla regia di mostrarci un estratto della nostra trasmissione Ring di ieri sera, in cui si è parlato di questa ipotesi di reintrodurre l'addizionale IRPEF in Veneto, una ipotesi che si sta facendo sempre più concreta col passare delle ore e che non vede tutti d'accordo, neppure a quanto pare nella Lega, visto lo strappo insomma che riportano anche i quotidiani oggi di Massimo Bitonci. Ieri sera su questo c'è stato un confronto a dir poco acceso tra il consigliere regionale della lista Zaia Boron, Fabrizio Boron, e Luca De Carlo di Fratelli d'Italia. Vediamo. La mia grande perplessità è che quella che in questo momento, in un momento grave di difficoltà come quella relativa alle bollette, si aggiunga un'ulteriore tassa. Attenzione poi, pare che questa tassa entri in vigore nel 2024 certo. E quindi a emergenza finita di fatto, e quindi non è una cosa che va a tamponare una situazione di emergenza attuale, che è dove c'è oggettivamente un forte bisogno. Allora, delle due l'una: o si pensa che questa emergenza diventi atavica e quindi anche per il 2023-2024 resti così, oppure ci si rende conto che quel tax free Veneto che si è perorato per 12-13 anni è finito, o meglio non ha dato quei risultati. Combinato disposto tra immagine e efficienza che magari si pensava che potesse continuare a dare. La questione 2024, lo volevo solo dire, è una questione tecnica purtroppo, perché comunque sia fosse messa nella manovra di bilancio, la manovra di bilancio, parlando 2023, avrebbe di incidere sui redditi del 2023 che vengono, ovviamente le tasse vengono pagate nel 2024. È solo una questione tecnica, certo. Poi le anticipazioni di cassa le puoi fare. Certo. Allora, la vedo perplesso, no? No, cercavo di capire Boron sulle anticipazioni di cassa rispetto all'efficacia di una cosa, perché io faccio il sindaco, la finanza creativa è un'altra roba. Le anticipazioni... No, le anticipazioni le puoi fare, le spese di cassa nel momento in cui... Spese e competenza sono anticipazioni di cassa, un'altra roba, quella certo, di quando ha effetto la manovra su quali redditi. Dai, se no facciamo fatica. Ha effetto sul 2023, ma la cassa è 2024. Certo, perché i redditi sono 2023, ma certo, ma tu i soldi in cassa te l'hai 2024, se tu devi intervenire su momenti di... hanno effetto sul 2023. Sì, ma quali anticipazioni puoi fare di quello di 300 milioni in cassa? No. Tu non avrai mica 300 milioni in cassa da anticipare nel 2023 sull'incassato. Boron, ce li hai? La Regione Veneto ha un bilancio talmente solido, e ovviamente è possibile, che ha capacità di indebitamento se vuole. Non mi mette in difficoltà per nulla, okay. No. Bene. Non abbiamo tempo per fare questa discussione Vedremo però quando sarà in commissione, in consiglio, cosa farà Fratelli d'Italia, se andrà in difficoltà o dovrà in qualche modo discutere la situazione. No, noi l'abbiamo già anticipato. Noi al netto lo dico al netto del fatto, Boron, che noi discutiamo, oggi stiamo discutendo su una boutade sul giornale di Calzavara. Okay. Stiamo discutendo di una boutade giornalistica di Calzavara. Che l'abbia fatta apposta per far nascere la discussione, per farci capire che lui ha già parlato con le forze sindacali, ha già ottenuto l'ok, questa è un'altra partita. Che stia cercando di convincere il Presidente, o che l'abbia già convinto, altrimenti non sarebbe uscito, del fatto che per 10 anni non l'abbiamo messa, o 12, e adesso la mettiamo, questa è un'altra partita. Dopodiché
come ho detto prima, questa partita verrà in commissione e lì noi solleveremo le nostre perplessità. Così insomma, e Fortuna viene da dire che sono alleati, sono forze alleate. Allora io direi di interpellare immediatamente i diretti interessati in regione, Tommaso Razzolini e Nazareno Gerolimetto, anche alla luce un po' di quello che è questo confronto vivace e che insomma non mancherà naturalmente di sollevare ulteriori discussioni. Allora Tommaso Razzolini, qual è la vostra posizione su questo? La nostra posizione è che comunque prima di tutto bisogna essere coinvolti, quindi bisogna un attimo capire effettivamente di cosa si parla. È vero, l'aliquota IRPEF è una tassa da un punto di vista, ma se è una tassa di scopo dove si mette per determinati obiettivi ben specifici e dove ci sono delle condizioni che vanno a migliorare determinate situazioni, per carità non è un no a priori. Ovviamente oggi siamo in un periodo di crisi, di difficoltà, dove le persone veramente sono chiamate a pagare molto già per l'aumento di costi che ci sono, e andare a aumentare un'altra tassa è un problema, sì, però questo non è un no a priori, perché appunto noi aspettiamo che arriverà in commissione e lì saremo disposti a valutarla. Ovvio che già da adesso va detto che su questa aliquota, possibile aliquota IRPEF che verrà, è da tener conto che bisogna escludere la fascia più bassa, la fascia medio-bassa, quella del ceto diciamo più debole. Su questo deve essere escluso, e quindi bisogna cercare di andare a prendere una fascia semmai medio-alta per cercare di puntare su delle situazioni favorevolmente al mondo del lavoro, al mondo dell'economia, a chi va appunto a produrre nella nostra regione, per cercare di migliorare quella situazione lì e creare appunto una maggiore innovazione nei confronti di queste categorie, per agevolare appunto l'economia della nostra regione. Quello sì, però visto che questa proposta io la devo ancora vedere, devo essere ancora coinvolto, vado male ad esprimermi. Il mio non è un sì a prescindere e non è un no a prescindere, dico solo che bisogna ragionarci e capire appunto la finalità e l'obiettivo di questa. Ecco, quindi c'è una certa cautela, una prudenza insomma logica se non si è ancora esaminato l'ipotesi del provvedimento. Gerolimetto, in Lega che sentimento c'è rispetto a questa ipotesi? Beh, intanto buongiorno. Buongiorno. Premetto che intanto si tratta, non è una novità, ogni anno si fanno i confronti tra le entrate e le uscite e le richieste del territorio. Per 12 anni non si è mai pensato di introdurre una tassa. Oggi, in base alle richieste fatte dal territorio, dalle parti sociali, è stato così anticipato la possibilità, o è stata proposta la possibilità che possa essere, visto il momento di particolare difficoltà soprattutto per le fasce più fragili della popolazione, la possibilità di e comunque è stato chiesto alle parti sociali che cosa ne pensano e come la vedrebbero. È evidente che poi questo scaturirà eventualmente la proposta che verrà in commissione, e quando verrà in commissione vedremo di capire se e come e eventuali percentuali applicabili, ma nel momento in cui ci sarà la condivisione con le parti sociali, in quanto in fase di stesura del bilancio è sempre stata consuetudine, e penso che sia del tutto normale e giusto che ci siano i confronti con le parti sociali per condividere obiettivi e priorità della manovra di bilancio regionale. Ecco, tra l'altro abbiamo visto anche categorie, appunto parti sociali, che insomma la prendono con una certa filosofia questa ipotesi, nel senso che se c'è questa necessità, lo capiamo tutti che è un momento difficoltoso, potrebbe essere accettabile. Vedo che fa di sì con la testa. Lode, in che senso? Come la vede questa situazione? Al di là dei tecnicismi, mi sembra che questo sia il classico caso di specie, in cui
ci si trova qualcuno ha detto anche nel servizio di ieri sera, alla buttad che viene fagocitata immediatamente dagli organi di informazione eccetera, e si monta un caso su qualcosa che non è ancora oggettivo, ok? Quindi in ambito psicologico, che è un ambito nel quale mi muovo meglio, questa è la classica paranoia. Cominciamo a preoccuparci di un qualcosa che ancora non esiste. Poi ci sono due aspetti, secondo me, curiosi, intriganti e anche predittivi di qualcosa che accadrà. Nella trasmissione di ieri sera si è visto chiaramente che Fratelli d'Italia in Veneto non è ancora andata al governo. Quindi è ancora all'opposizione e utilizza ancora le modalità, i codici, la comunicazione di chi non ha la responsabilità di governo. Già a Roma da qualche giorno si è visto che c'è stata una svolta significativa dell'atteggiamento, del codice, dell'andare un po' con la modalità, noi del terzo polo veniamo presi in giro anche qualche volta sul concetto del metodo Draghi, che in effetti è risibile per alcune cose se poi si considera la complessità, però c'è un modo di fare le cose che è silenzioso, discreto, non va nei social, non viene strumentalizzato dalla stampa, e la concertazione con le parti sociali, tutto un lavoro diciamo anche certosino da fare lontano dai riflettori, porta poi evidentemente, quando c'è il problema, ad una soluzione. Questo è il classico caso. In Veneto Fratelli d'Italia utilizza ancora la possibilità di stare all'opposizione, perché adesso, forte del risultato elettorale, ha interesse a mettere in difficoltà la giunta che comanda da tanti anni. La realtà dei fatti l'ha espressa bene il consigliere Gerolimetto, cioè le cose si analizzano volta per volta e obiettivamente, se ci sono 12 anni di governo della regione con 1000 pregi e 1000 vizi, ok, che sono stati considerati eccetera, e c'è anche da dire che negli ultimi 3 anni sono successe delle cose che nessuno avrebbe mai immaginato, e probabilmente continuare a gestire come è stata gestita fino adesso la regione Veneto non si può, e quindi si stanno facendo delle valutazioni. Però ripeto, c'è un'opportunità di ragionare sulle difficoltà delle persone che stanno proprio male, e credo che un consiglio regionale debba considerare questa cosa. Poi, oltre al problema, quindi questo è il caso di specie. Attorno al caso di specie, ovviamente, i politici, chi ha interessi anche strumentali a fare determinate cose, le fa con tutti i diritti, perché insomma la campagna elettorale è finita da poco, ma è stata tutta imperniata su cose di questo genere. Poi si è visto molto bene che quando uno va a governare cambia atteggiamento, perché se stai all'opposizione è facile criticare, nel momento in cui hai responsabilità di governo e devi render conto a te stesso, al tuo mandato elettorale e ai cittadini, l'atteggiamento cambia e diventa inevitabilmente meno cacciarone, meno populista, se vogliamo dire, che anche questo termine vuol dire tutto, vuol dire niente, e ti tocca fare i conti con le cose. Io credo che questo sia una serie televisiva che adesso andrà in onda per qualche giorno, che però ci fa capire a noi spettatori tante belle cose. Vedremo a cosa porterà poi sa la stampa, giustamente, insomma, lei dice strumentalizza la stampa, informa e magari anticipa quelle che possono essere delle iniziative, perché poi magari insomma ti trovi invece un provvedimento del genere di cui nessuno, ecco. Tra l'altro provvedimento che fa scalpore, fa parlare, perché insomma questo l'hanno sottolineato anche i giornali, insomma parliamo di una regione in cui c'era un po', no, questa nomea, questo sottolineare il fatto della regione che non mette le mani in tasca ai contribuenti, no? Ecco, prima di entrare in studio, insomma, accennava questo Rachele, è evidente, no, questa contraddizione? È evidentissima, ed è una contraddizione che secondo me è anche significativo che emerga adesso, subito dopo le elezioni. Un classico modo di fare della nostra giunta regionale, che diciamo non si smentisce mai nel promettere e poi trovare un modo per evadere quella promessa. Abbiamo visto sull'autonomia, l'abbiamo visto sull'addizionale IRPEF, che l'opposizione in regione chiede che venga introdotta da parecchio tempo, perché è molto chiaro a noi la situazione di grande difficoltà in cui versano in questo momento le famiglie e i cittadini nella nostra regione, e l'emergenza delle bollette è un problema che va affrontato al più presto e si fa sentire. Secondo me la strada dell'addizionale IRPEF è una strada da considerare, è un'imposta progressiva, però dobbiamo mettere dei paletti.
appunto che sia progressiva, quindi che non sia una flat tax in salsa regionale che vada a toccare uniformemente tutte le fasce di reddito, ma che salvi e lasci esente almeno lo scaglione più basso, come minimo, le persone che guadagnano sotto i 15.000 euro ogni anno, e che sia impiegata bene, ossia per sostenere le famiglie sul versante sociale, insomma sostanzialmente le imprese, o sicuramente che non venga impiegata per sanare debiti che la Regione ha creato preventivamente. Si discuteva sui giornali anche oggi del fatto che non servono a coprire ad esempio la pedemontana, il debito creatosi con la pedemontana. A me sembra che questa giunta regionale continui a appunto fregiarsi di non imporre tasse, però poi non riesca a garantire veramente i servizi né la tenuta sociale della vita delle persone e delle imprese. Quindi forse è ora di cambiare direzione, è anche ora di ammettere i propri errori ed è ora di fare i conti con questo evidentissimo conflitto che c'è all'interno della maggioranza, perché la frattura tra Lega e Fratelli d'Italia secondo me è molto evidente. È molto pesante, e credo che dovrebbero iniziare a mettersi d'accordo se vogliono governare insieme credibilmente anche il nostro paese, altrimenti non andiamo da nessuna parte. Razzolini, Gerolimetto, come sono i rapporti tra Fratelli d'Italia e Lega? Gerolimetto. Allora, intanto mi permetta di replicare all'onorevole Scarpa che finora, da 12 anni a questa parte, abbiamo garantito una qualità dei servizi che sia riconosciuta a livello nazionale, e quindi che non dicano che non abbiamo garantito i servizi perché non abbiamo applicato l'IRPEF. Lo dica alle persone che hanno bisogno di PD è da senz'altro dal 2015 che insiste perché applichiamo l'IRPEF. Adesso ci accusano anche della tempistica, ma quando è che si discute del bilancio preventivo del 2023? Non si può discutere in aprile, se ne discuterà verso fine anno, quindi non c'è una tempistica fatta ad hoc, ma c'è una presa di coscienza davvero della realtà qual è ora. Siamo in un periodo che non serva che lo dica io, che il mondo è cambiato negli ultimi mesi, nell'ultimo anno, quindi è del tutto legittimo che la giunta regionale cominci a sentire le parti sociali per capire come si affronterà il prossimo anno. I rapporti con Fratelli d'Italia sono dei rapporti seri, basati su una fiducia reciproca, e credo che anche i colleghi di Fratelli d'Italia, con i quali governiamo bene almeno da 2 legislature, credo che non ci sarà alcuna frattura. Ci sarà senz'altro un confronto che ci sarà con Fratelli d'Italia, ma ci sarà anche dentro al gruppo della Lega, per affinare e capire la destinazione eventuale e le eventuali percentuali che eventualmente si dovranno applicare. Grazie. Razzolini è d'accordo? Ma allora io per quanto riguarda l'alleanza voglio confermare quello che ha detto Nazareno Gerolimetto, che andiamo ben d'accordo, quindi prima di andare a sbacchettare gli avversari se vanno d'accordo o meno penserei a casa propria. Ecco. Al di là di questo, forse in studio non hanno ben ascoltato quello che io ho detto prima in merito all'aliquota IRPEF, ovvero ho detto né sì a prescindere né no a prescindere. Quando arriverà in commissione bisognerà valutarla in base a quello che allo scopo che si vorrà appunto dare a questa aliquota, a questa tassa. E ho anche detto attenzione che in questa situazione di difficoltà economica bisogna esentare il più possibile le fasce di reddito medio-basse. Quindi sì, non so se non si è capito in studio, ma questo è quello che ho affermato prima e che ribadisco ora. Quindi oggi dire che Fratelli d'Italia, che è partito di opposizione eccetera, intanto ricordo che abbiamo in giunta regionale un assessore che è anche molto bravo e capace, è l'assessore Donazzani, ma poi sto parlando con un altro esponente che comunque è sempre stato al governo, perché con 2 mandati da giunta comunale, poi anche in consiglio provinciale, sempre in maggioranza, e ora in maggioranza in consiglio regionale,
non capisco cosa si riferisca all'opposizione, soprattutto perché oggi lei qui in diretta sta parlando con me e che sono sempre stata una figura di governo, quindi so cosa vuol dire essere in maggioranza e so cosa vuol dire governare e prendersi le responsabilità. Quindi ribadisco, il nostro non è un no a prescindere, bisogna però valutare e vedere. Ovvio, se si chiede un parere di qualcosa che ancora non conosciamo e la quale non abbiamo visto, non è che possiamo dire ah sì che bello facciamo, cioè bisogna un attimo partire un po' sulla difensiva per capire di cosa si parla, anche perché oggi mettere un'altra tassa non è sicuramente una cosa bella, visto che la gente è in seria difficoltà e andremo incontro a un'altra situazione di rincaro di prezzi, soprattutto anche nella parte alimentare, che sono di prima necessità per le nostre famiglie. Quindi dire un sì a prescindere è sbagliato, dire un no a prescindere è sbagliato, bisogna valutare con intelligenza e con calma la situazione. Ecco, quindi questo è quello che ho detto prima e quello che ribadisco ora. Grazie Tommaso, vedo che Rachele scalpita. Ma no, sì, a me fa piacere adesso che Fratelli d'Italia si riscopra a favore della redistribuzione piuttosto che europeista, e che la Lega si riscopra a favore della tassazione delle imposte progressive, però non è con questo tipo di programma, con questo tipo di ideali, con questo tipo di storia politica che voi siete stati votati per governare questo paese. A me fa piacere perché mi rendo conto che nel momento della difficoltà tutti quanti sono costretti a fare i conti con la realtà e a rivedere le proprie posizioni, ma voi avete usato la retorica del no tasse, la flat tax, tutta una serie di veramente artifizi retorici e politici per guadagnare consenso, e ora con grande irresponsabilità vi dovete trovare a farci i conti. Quindi figuratevi se ci sarà un problema su questo. Apriremo la discussione sull'addizionale IRPEF, tuteleremo le fasce con un reddito più basso e cercheremo di fare fronte ai problemi delle famiglie, che sono ciò che sta a cuore a tutti quanti. Però vorrei solo che anche i telespettatori si rendessero conto della profonda incoerenza che siede all'interno di queste vostre posizioni. E a me non piace neanche la retorica in generale del no tasse, che comunque ora Razzolini ha provato a ritirare fuori. Una tassa, soprattutto se è un'imposta progressiva, serve a mettere in campo delle misure redistributive e dei servizi, che sono qualcosa che serve alle persone e che serve fornire il più possibile gratuitamente alle persone. Quindi non fingiamo che si facciano le tasse e si mettano in campo questo tipo di misure per non stare accanto alle persone e per punirle. Si fa per far sì che chi ha un po' di più sostenga chi ha un po' di meno. Quindi cominciamo a fare i conti con la realtà in questo senso e smettiamola di prendere in giro gli elettori. Grazie, chiarissima. Lode. Allora, io a questo punto mi pongo anche in questa trasmissione in mezzo ai due poli che chiaramente sono l'uno contro l'altro, in quanto terzo polo, non armati, però insomma in un atteggiamento dialettico a volte distruttivo, a volte il terzo polo in questo momento in realtà appena nata, che prova anche a trovare una dimensione all'interno di questa dialettica, sta un po' a guardare quello che succede. Io credo che entrambi gli interventi abbiano sottolineato alcuni aspetti che sono significativi. Quando mi complimento anch'io con l'elezione dell'onorevole Scarpa, quando lei dice che la Lega ha utilizzato determinati codici e una narrazione per ottenere il potere, questo è sacrosanto, però è anche vero che oggi in Italia, e anche alla loro sinistra, l'ultima mandata elettorale ha confermato questa cosa, o racconti delle cose scivolando anche in atteggiamenti populisti o comunque più vicini a quello che la gente vuole sentirsi dire. Se non fai quel passaggio non ottieni potere, ahimè. Quindi i famosi ragionamenti che sono tipici anche di una certa parte politica dalla quale non mi sento neanche tanto lontano, molto spesso negli ultimi anni hanno fatto proprio fatica, e il PD qui in Veneto e a Treviso ha avuto questa difficoltà enorme, fanno fatica a passare ai cittadini. Quindi io da persona che sta in mezzo a queste due contrapposizioni dico che
per ottenere il potere e avere quindi un consiglio regionale come quello che anche è stato votato, perché la legge elettorale con cui abbiamo votato la settimana scorsa è una legge particolare che insomma non esprime neanche le preferenze eccetera. La legge regionale fortunatamente elegge un qualcosa che è veramente scelto e determinato dai cittadini. Quando c'è una vittoria così schiacciante purtroppo non ci resta che constatare che con quella modalità si prende il potere. Poi se il potere è gestito in maniera illuminata, e la maniera illuminata è la concertazione, tener conto anche che hai avuto delle persone che non hanno votato e che la pensano diversamente da te, quindi nell'esercitare il potere devi avere un occhio di riguardo anche per questa cosa. Se poi dall'altra parte, quando dai un occhio di riguardo, nasce la credine, la rabbia, la contrapposizione che invece dovrebbe, quando è ora di tutelare i cittadini, essere messa da parte, succede quello che in Italia succede da tanti anni, nel senso che poi ci sono dei campioni del mondo che vengono eletti e nel momento in cui vanno al potere poi hanno a che fare con i problemi e la loro popolarità, diciamo, paga il prezzo del bluff, della promessa sulla flat tax eccetera. Anche Bonomi ieri ha detto molto chiaramente, ha detto sì, adesso è finita la campagna elettorale, io che dovevo stare zitto prima adesso devo dirlo che le proposte fatte non sono oggettivamente riproducibili, ma neanche mettendosi d'impegno, quindi è finito il giro di carte, il bluff siamo andati a vederlo e non si può fare. Certo che adesso chi ha responsabilità di governo, ripeto, dovrà mediare tutta una serie di situazioni dove credo che le due opposizioni contrapposte, anche in maniera rabbiosa e virulenta, facciano veramente poco gioco al cittadino che in altri momenti magari no, perché nei 12 anni di governo della Regione Veneto non credo che ci siano stati poi momenti di difficoltà come oggi. Oggi siamo proprio alla prova del 9, non si può scherzare, quindi tutto quello che poteva passare con la suggestione dell'autonomia piuttosto che della cosa, che ripeto io non mi sento di criticare, nel senso che poi chi viene eletto vuol dire che ha il messaggio che passa di più, ahimè, ok? Però è anche vero che adesso forse quel tipo di suggestioni non valgono più e bisogna andare un po' più sul concreto perché la gente starà male veramente. Questo dovrebbe portare ad unire anche i poli opposti piuttosto che renderli l'uno contro l'altro armati. Il governo Draghi, diciamo, ci aveva dato una dimostrazione, non credo di magnificenza come viene detta da molti, ma semplicemente di saggezza e di intelligenza emotiva, ok, che portava delle larghe intese in funzione di una situazione estrema che andava gestita in un certo modo. Qualcuno l'ha fatto saltare, adesso vediamo cosa succede. Adesso vediamo cosa succede. Ecco, allora, adesso ci colleghiamo in diretta da Padova, dove ci sono i colleghi Guido Barbato e Cristian Roque Allende, perché ci fanno il punto strettamente sul padovano, ma insomma ci sono dei numeri importanti anche in Veneto e non credo che le tendenze siano tanto differenti, sulla situazione Covid, che purtroppo è quella che vediamo noi come la sventura un po' all'origine di tutta questa crisi che poi è andata a domino, anche se sicuramente ci sono molti aspetti che avevano iniziato ad andare male già da prima. Buongiorno Guido, buongiorno Cristian, com'è la situazione Covid? Perché vediamo che se magari i contagi un pochino scendono, i ricoveri purtroppo salgono. Buongiorno Lina, buongiorno a tutti. Insomma, qui a Padova abbiamo sentito fino a poco fa, abbiamo ricevuto una serie di dati che non sono per niente rassicuranti, se proprio dobbiamo dirlo, perché tu accennavi a un calo dei contagi e a un aumento dei ricoveri. Sì, c'è un aumento dei ricoveri, ma c'è anche un aumento dei contagi, almeno in provincia di Padova è così nel giro di una settimana. Vi faccio un esempio: le positività nel giro di 7 giorni sono salite da 6.206 a 8.717, si tratta del 40% in più, contro una media regionale, visto che facevi appunto riferimento al Veneto, del 28% dell'aumento delle positività. Perciò questo è un dato che è abbastanza interessante. I nuovi positivi in provincia di Padova sono aumentati di 272 unità nel giro di 7 giorni sempre, perciò un più 29% contro un aumento che c'è stato nello stesso periodo in Regione Veneto del 25%, qua siamo un po' allineati. L'incidenza su 100.000 abitanti, se in Veneto è stata di 715 nuove positività su 100.000 abitanti, ripeto, in provincia di Padova è salita a 727. Questo valore viene definito similare a quello di luglio.
dalla direzione dell'azienda ospedaliera universitaria di Padova. Un aumento un po' previsto, bisogna dirlo, sia per l'avvio della scuola che per l'avvicinarsi dell'autunno, ma poi riguardo alla scuola va anche fatta una precisazione, perché i tamponi positivi degli ultimi 7 giorni in provincia di Padova sono stati 226, in particolare la maggior parte da persone dai 45 anni in su, quindi questa incidenza della positività della scuola iniziata il 13 di settembre al momento non ci sarebbe. Più ricoveri, sì, sono aumentati nel giro di 7 giorni, devo dire che l'aumento è piuttosto impressionante, perché erano una trentina 7 giorni fa, ora sono 68 i ricoverati a causa Covid, però bisogna anche dire che si tratta di solo 5 in terapia intensiva perlomeno, quindi questo è un calo, invece una discesa. Per fortuna 14 di queste persone ricoverate sono non vaccinate o non completamente vaccinate, perciò insomma c'è da non abbassare la guardia, da quanto ha detto il direttore generale Giuseppe Dalben. Rapidamente si sta avvicinando la campagna invece contro l'influenza e dall'azienda ospedaliera di Padova dicono: attenzione, ci sarà assolutamente una sovrapposizione tra epidemia da Covid e da influenza, una cosa da non sottovalutare, perché è molto difficile diagnosticare la differenza, in quanto il contagio avviene nella stessa identica maniera, in particolare le famose goccioline. Perciò si prevede una diffusione più consistente dell'influenza a causa dell'abbandono delle mascherine. Quindi ecco, questo insomma è un avviso ai naviganti, in quanto si tratta di una malattia anche questa virale come le altre. Massima attenzione dovranno averla le persone soggette a comorbidità, cioè soggetti a patologie croniche, più di una magari, in particolare le persone obese. Ecco, direi che da Padova non proprio buone notizie, è tutto. Grazie a Guido Barbato, grazie a Christian Roque che è con lui. Sì, non buone notizie. Ieri abbiamo sentito la Regione che aggiungeva insomma che per ora non ci saranno provvedimenti di ulteriori restrizioni presi proprio dalla Regione. Si continua con quella che è la linea dettata dal Governo, dagli ultimi decreti. Velocemente su questo, Lodde, cosa ne pensa? È preoccupato? Io credo che adesso, a seconda della priorità che si danno anche le informazioni, a quello che viene venduto un po' anche al lettore del giornale o l'ascoltatore di un'emittente radiofonica piuttosto che televisiva, cioè si rimette l'attenzione su una cosa che secondo me c'è sempre stata, è stato sottolineato anche adesso, che i dati più o meno si sovrappongono nel periodo di luglio. Quindi credo che ci fosse stato proprio, vedi anche la stagione, una sorta di distrazione rispetto ad altre cose, ma io ho molti amici medici, mi muovo in ambito sanitario e mi hanno sempre tutti confermato che la situazione era quella, ok? E che la gestione un po' delle cose era passata un po' in secondo piano, perché c'erano temi un po' più interessanti e forse più spendibili dal punto di vista comunicativo. Io credo che la preoccupazione vada fatta, anche se la popolazione ormai ha gli anticorpi, perlomeno dal punto di vista emotivo, non dico dal punto di vista clinico, ha gli anticorpi per poter gestire questa cosa. Le scuole sono comunque preparate, anche i ragazzi hanno più o meno capito come fare. Non andrei a peggiorare la situazione, perché poi le profezie in qualche maniera si autoavverano, quindi non cercherei di allarmare troppo la situazione, ma tutto quello che abbiamo imparato negli ultimi 2 anni va acquisito e va gestito proprio per quello che potrà accadere. Responsabilità sicuramente da parte di tutti. Il nuovo governo proporrà sicuramente anche un nuovo ministro della salute che, rispetto a quello che c'è stato, che è stato massacrato, poverino, anche perché credo che arrivare a fare il ministro della sanità, io ripeto, non voglio difendere il ministro Speranza, perché certe cose alcuni dicono che sia indifendibile, per altre però bisogna anche considerare oggettivamente quello che è capitato e governare un tema così scottante in un periodo così, che credo che dopo la peste del 1800, sì, un tema nuovo tra l'altro, no? Non fosse facile. Certo che appunto si sa che poi nel momento in cui uno prende delle responsabilità è attaccato, e questo è lo scotto un po' da pagare. Adesso ci sarà il nuovo ministro, vediamo
vediamo cosa ci proporrà. Esatto, allora saltiamo fuori dallo studio. Razzolini, cosa ne pensa di questo? E poi insomma Lode ha anche un po' introdotto il tema di questo nuovo governo in cui pare insomma che i tempi anche di formazione un pochino si allunghino proprio per decidere chi mettere in questi ministeri strategici. Rispetto al Covid, si sta agendo in maniera corretta secondo lei in questo momento? Guardi, io credo che bisogna valutare molto e vedere i casi della terapia intensiva, nel senso che certi paesi l'hanno già declassata come forma influenzale questa influenza, questo Covid, diciamo, e quindi questa pandemia. Lo diceva prima, 5 sono in terapia intensiva e sono scesi, quindi bisognerà appunto concentrarsi su questo e non tanto su chi è positivo, perché tantissimi amici, tantissime persone che conosco oggi sono positivi, nonostante un amico mio appunto che dovrà diventare papà a breve andava in giro con la mascherina FP2 proprio per evitare di beccarsi il Covid, e nonostante tutte le sue cautele qualche giorno fa se l'è beccato lo stesso, quindi insomma è una malattia che lo stesso si trasmette, ma poi alla fine tantissimi positivi non sanno neanche di esserlo, quindi questo va detto, va ribadito, e la terapia intensiva comunque è un dato che è basso e che è sotto controllo, quindi non bisogna fare su questo terrorismo, va detto. Io mi auguro che non ci saranno più chiusure, che non ci saranno più restrizioni, perché oggi in una situazione drammatica a livello economico, dove le aziende veramente causa tutto, perché oggi veramente la situazione è difficile in tutti i fronti, non possono trovare chiusure e difficoltà da parte di leggi che non hanno neanche senso, di restrizioni che non hanno neanche senso di esistere e che vanno a creare solo problemi e difficoltà e aggravare la situazione che già è veramente molto molto difficile. Grazie Razzolini. Gerolimetto è d'accordo? E poi una domanda a bruciapelo: chi vorrebbe ministro della salute? Allora, intanto sono d'accordo che oggi non vedo un allarme sul fronte del Covid, anche perché oggi abbiamo un po' di esperienza, abbiamo imparato a curarlo, abbiamo i vaccini, quindi credo che non ci sia questo allarme nel settore sanità. Giusta attenzione, monitorare sempre e capire come si evolverà e la morbilità di questo virus. Oggi l'allarme vero c'è nell'economia, le aziende. Se oggi non aiutiamo le aziende con i costi energetici, rischiamo di far fallire le aziende e di subire una concorrenza sleale dagli altri paesi europei e non. Questa è la vera emergenza che c'è oggi. Chi vedrei ministro della salute? Vedrei bene un leghista. Ma ci faccia un nome? Troppo facile un leghista. No, non posso fare nomi io penso che i nomi li debbano fare chi oggi sono a trattare, e poi i nomi li faranno loro. Io vedrei bene un leghista, ecco, l'esperienza del Veneto nella gestione del tema del Covid, credo che il Veneto, Lombardia eccetera abbia da insegnare parecchio e può anche essere utile a tutto il paese. Ecco, Rachele Scarpa, lei un leghista non penso lo vorrebbe alla salute, ma c'è anche la formazione di questo governo tra i temi, no? Allora, intanto io ero curiosa di sapere che effetto fa sentirsi chiamare onorevole. No, è stranissimo. È proprio strano. E soprattutto adesso lei cosa sta facendo? Cioè lei è stata eletta e adesso che succede in questo momento? Io adesso sto attendendo che si insedino le Camere e quindi sto cercando di organizzarmi. Ma come funziona? Viene chiamata, contattata? I giornalisti mi chiamano molto. Esatto, i giornalisti. Beh, meno male che vi teniamo occupati insomma in questa fase. No, comunque su questa cosa del Covid io penso, per carità concordo sostanzialmente con quello che diceva Lode, non credo che sia il caso di
generare eccessivo allarme, però credo che sia responsabilità della politica tutta invitare alla prudenza e alla responsabilità di non avere la memoria corta su quello che è stato lo scorso inverno, l'inverno prima, sulle difficoltà che ogni inverno puntualmente si ripresentano sul fronte Covid, sull'invitare comunque alla prudenza, all'utilizzo della mascherina e in particolare appunto mi rivolgo a chi sarà il governo, non sottovalutare l'importanza di una forte campagna di sensibilizzazione per quanto riguarda le vaccinazioni, perché la mia impressione è che non sia scontato neanche per chi ha già fatto 3 dosi di voler fare la quarta, e credo che senza un adeguato lavoro di comunicazione, di spiegazione, di informazione rischiamo di bucare l'appuntamento della quarta dose. Non c'è granché di slancio, di movimento in questo momento. In questo senso io sono preoccupata perché credo che se noi ci prendiamo il rischio di andare avanti dicendo che non bisogna creare allarmismi, però poi non ci attrezziamo proteggendo la popolazione con la vaccinazione e facendo sì che questa copertura sia alta e ben diffusa, che ricrei l'immunità di gregge che in questo momento ci sta permettendo di stare qua tutti senza mascherina, allora veramente rischiamo di piombare in un loop senza fine e questa volta un sovraffollamento delle strutture ospedaliere, una rincrudescenza della pandemia, temo che non la reggiamo con anche tutte le altre difficoltà. Quindi mi raccomando, soprattutto a chi ora starà al governo, di non sottovalutare questo aspetto molto importante della vaccinazione. Ecco, senta, proprio dai parlamentari, e qui cambiamo tema, è arrivato un appello in queste ore perché si faccia presto sull'adeguamento dell'autostrada A4. Abbiamo visto che ci sono state ancora vittime, purtroppo, incidenti anche nelle ultime ore, e al prossimo Ministro delle Infrastrutture si chiede naturalmente di cercare di provvedere nel tempo più rapido possibile a stanziare soprattutto le risorse per avviare questi cantieri che si attendono. Ecco, velocemente, cosa ne pensa? No, sì, mi accodo a questo appello. Quello della sicurezza stradale è un tema che va assolutamente considerato. Stiamo parlando anche qui, come per le morti sul lavoro, di una vera e propria strage. I numeri sono impressionanti, quindi non posso che essere d'accordo, insomma, a qualsiasi misura che possa aiutare a mettere in sicurezza le nostre strade. In questo senso va bene. Esatto, tra l'altro mettere in sicurezza e poi anche permettere di lavorare a chi è in strada tutti i giorni, no? È incredibile come ultimamente in quel tratto che ormai definiamo noi giornalisticamente, ma penso anche le persone per strada, maledetto, continuino a verificarsi incidenti ogni giorno, ogni 2 giorni. Sì, io credo l'abbiamo percorso tutto quel tratto di strada là, e credo che anche per un guidatore esperto obiettivamente avverti questa sorta di illusione di grandi spazi e quindi eventualmente grandi velocità, per poi fare i conti con un traffico su ruota importante che ti mette comunque in difficoltà perché i camion sono tanti, eccetera. E poi probabilmente sia per quanto riguarda la possibilità di lavorare per strada e anche quello che faceva riferimento l'onorevole rispetto agli infortuni sul lavoro, eccetera, io credo che me ne occupo da tanto tempo di queste cose qua e credo che faccio sicurezza sul lavoro rispetto anche allo stress lavoro correlato per quanto riguarda il mio lavoro di psicologo, però anche rispetto ad altre cose credo che ci sia da prendere in mano il discorso in maniera anche dettagliata, in quanto ci sono sempre più persone che lavorano e che si muovono per lavorare che magari non sono nelle condizioni di poterlo fare per una serie infinita di motivi, cattive abitudini, eccessivo stress, eccetera, e questo è subdolo, non è misurabile o comunque si fa molta fatica a tarare in una persona qual è il limite oltre il quale sta andando per quanto riguarda lo stress. Questa è l'ultima conseguenza. Certo. Io credo che determinati episodi, che sono l'incidente che poi sembra una cosa occasionale, è figlio delle cattive pratiche della persona che stava guidando il camion o della persona che stava guidando la macchina. Il ragazzo che parte, prende 3 macchine
uccide una persona non è figlio di un caso, sono cattive pratiche di quel ragazzo, non analizzate, non gestite, una patente che comunque probabilmente mai conseguita. Esatto, non è mai stata conseguita, i controlli poi magari non vengono fatti e ripeto, io ne parlo con i giudici, ne parlo con le persone con le quali mi confronto per lavoro tutti i giorni. Facciamo attenzione, non voglio fare terrorismo psicologico perché gli psicologi sono famosi per queste cose qua, però non si può neanche fuggire dalla realtà oggettiva che le persone che sono in giro per le strade in questo momento spesso non stanno bene e sarà sempre peggio. Mio figlio che ha 17 anni e che fa una vita diciamo normale mi dice sempre: papà, tu lavorerai sempre molto se andiamo avanti così, perché i miei coetanei non hanno buone abitudini. Okay? No, ma lo vediamo tutti noi da automobilisti per strada. In qualche maniera così. Bisogna in qualche maniera fare attenzione anche a chi poi utilizza i macchinari, utilizza i ponteggi, va in giro con la macchina, eccetera, eccetera. Sono persone che devono avere un po' di disciplina, perché sennò appunto gli infortuni sul lavoro potrebbero eventualmente anche nascere da quella situazione lì. Do velocemente la parola a Tommaso Razzolini perché deve tornare in commissione, vero Razzolini? Grazie mille intanto di essere stato con noi e di aversi ritagliato questo spazio. Su questo fronte della terza corsia, ma poi anche più esteso della sicurezza stradale, che è purtroppo una piaga, l'abbiamo visto poi nella nostra provincia. Sì, questo è molto sentito, anche nell'ultimo periodo abbiamo visto veramente tantissimi incidenti stradali. Io mi ricordo un mesetto fa più o meno in rientro dalla Puglia, dove col sindaco siamo stati testimoni di un incidente dove 3 giovani, problema di colpo di sonno lì e non né di alcol né di droga alla guida, comunque sono stati veramente tre ragazzi, 17, 18, 19 anni che hanno fatto un brutto incidente. Uno era anche in prognosi riservata, però da quello che ho capito non era in rischio di vita, ma insomma veramente di questi incidenti se ne vedono di tutti i colori. Bisogna secondo me anche fare molta formazione a scuola, insegnare ai giovani e renderli consapevoli del rischio quando si la guida, di non utilizzare il telefono, di non distrarsi, di tantissime cose che poi in realtà capitano un po' a tutti quanti noi di essere a volte distratti, però l'attenzione su questo non è veramente mai tanta e bisogna fare formazione soprattutto a scuola e iniziare dai giovani per dargli un modo di approcciarsi appunto alla guida veramente con le dovute cautele e misure, perché purtroppo si sta poco, veramente bastano 2 secondi per fare dei disastri in strada e questo è veramente pericoloso per se stessi ma anche per gli altri. Ecco, rispetto alla terza corsia, Razzolini. Rispetto alla terza corsia sicuramente è favorevole, nel senso che è un modo per avere maggior viabilità e per essere anche più sicuri nei sorpassi e di conseguenza in strada, questo sì. Esatto, Razzolini, grazie mille, buon rientro in commissione, grazie per essere stati con noi e della disponibilità. Gerolimetto, lei poi anche da imprenditore, insomma, in strada anche chi ci va per lavoro, chi conduce camion, deve essere messo nelle circostanze, nelle condizioni di tornare a casa la sera, perché poi abbiamo visto, questi sono anche infortuni sul lavoro, no? Purtroppo quel tratto maledetto bisognerebbe oscurare le linee telefoniche per quel tratto maledetto, perché poi gran parte degli incidenti succedono perché si fa un uso non corretto del cellulare in genere, molte volte, ecco. Però direi che gli autotrasportatori già sono soggetti a delle regole ferree e sono dei professionisti. Poi può sempre capitare un qualcosa, poi quando capita qualcosa come la settimana scorsa o pochi giorni fa che è morta una ragazza di 40 anni, sono tragedie che sono davvero irreparabili. Però c'è anche da dire che negli ultimi, dal 2019 a oggi, non sono aumentati gli incidenti su quel pezzo di strada. Comunque sulla strada succedono degli incidenti, come succedono gli incidenti sul lavoro.
credo che già gli autotrasportatori sono dei veri professionisti e sono soggetti a regole ferree. Molte volte è più l'automobilista che non professionista che rischia di mettere in difficoltà il traffico. La sicurezza si può fare sempre di più, si deve fare di più. Credo che la tecnologia ci potrà venire in aiuto nei prossimi anni, le nuove forme di sicurezza che sono introdotte nei nuovi mezzi, soprattutto nei mezzi, nei camion, eccetera. Ci sono dei sistemi che autonomamente rallentano, bloccano il veicolo, danno l'allerta nei casi di colpi di sonno o di tamponamenti. Già quei mezzi cominciano a essere dotati di questi nuovi strumenti. Nel futuro speriamo che anche sulle autovetture si possano installare degli strumenti che aiutino a limitare queste tragedie. Grazie. Sì, anche perché insomma non ci si deve rassegnare in nessuna maniera, no? Né agli incidenti stradali né a quelli sul lavoro, che purtroppo anche quelli sono tragicamente numerosi. Abbiamo visto a Verona insomma l'ultimo di questi giorni. Al volo un altro tema, perché è bello sentire le varie posizioni su molte tematiche. Altro tema si fa per dire, perché nell'ambito del caro bollette si è aperta la discussione sulle luminarie di Natale, no? Che sembra una cosa da poco, in realtà sappiamo tutti che valore ha, sia per incentivare il commercio nei centri, sia anche per risollevare un po' gli animi, no? Abbiamo lo psicologo qui per capire, no, ha dato un taglio interessante a tutte le risposte da questo punto di vista, perché la gente ha anche bisogno insomma di aver voglia poi, se vogliamo incentivare i consumi, di spendere, di uscire. Andiamo a vedere il servizio da Vicenza. Chiedo alla regia se è possibile mettere in onda quello che riguarda le luci di Natale, proprio con i commercianti interpellati su questo tema. Sentiamo le voci e poi facciamo un giro di commenti. Caro bollette che si abbatte anche sul Natale, rincari che pesano su imprese, famiglie, negozi e amministrazioni comunali. In centro storico a Vicenza si anima il dibattito a riguardo tra i negozianti che fanno i conti con le bollette raddoppiate e che per quest'anno preferirebbero dare almeno un segnale, optando per un taglio parziale alle luminarie che ogni anno abbelliscono le vie e le piazze. Due i motivi alla base della presa di posizione: per una questione economica e di risparmio energetico da un lato e per una questione etica dall'altro. Cerchiamo di risparmiare tutti sia a casa che a lavoro, e anche per il pubblico sarebbe meglio limitarle. Quindi va dato un segnale? Sì, un grande segnale, perché siamo tutti in grande difficoltà e anche Natale è una difficoltà. Cercare di contenere un po' le spese, ecco, sia per la città ma anche per gli altri, perché quando accendi una cosa devi accendere un po' di tutto, devi dare però mi sa che sia un'annata un po' strana. A Vicenza l'amministrazione ha delineato la direzione assunta: luminarie che subiranno un taglio in quantità sia in centro sia nei quartieri e orario di accensione ridotto. Abbiamo ritenuto come Giunta che non sarebbe giusto spegnere completamente le luci a Natale, dare comunque un supporto ai commercianti, ma allo stesso tempo anche magari ridurre il consumo con fasce orarie ridotte e con una spesa inferiore di 50.000 euro rispetto all'anno passato. E non lasciare proprio tutta la città al buio, ma magari illuminare determinati punti nevralgici, come potrebbe essere la Piazza dei Signori, visto che poi sotto Natale inizierà anche la mostra in Basilica, e magari a discapito di altre zone forse che magari non saranno illuminate. Razionalmente diresti sì, teniamo tutto spento, però come si fa a Natale? Le luminarie ci vogliono per scaldare almeno il cuore. Intanto in tardo pomeriggio l'incontro tra sindaco e negozianti del centro per un confronto non solo su questioni luminarie, ma sul tema della sicurezza, sull'andamento del commercio e sulle iniziative previste per spingere la città, che ha vissuto ultimamente una forte e rinnovata spinta turistica.
Ai noi costa anche riscaldare il cuore di sti tempi, no? Nel senso che è chiaro che ci sono tanti fronti su cui il caro bollette sta pesando in maniera, diciamo, più seria, tra virgolette, insomma, potremmo citare le case di riposo, tanti contesti, lo sappiamo tutti. Ma questo fronte delle luci di Natale, quale dovrebbe essere la giusta misura secondo lei? Credo che sia emerso un po' nel servizio che avete mandato in onda adesso. Credo che sia un tema che possa essere gestito a livello territoriale. Chi ha responsabilità territoriali e quindi ha un contatto diretto anche con i quartieri della città, con i commercianti, è giusto che scenda a confrontarsi con loro e porti in giunta le problematiche di quel territorio in particolare. Da lì poi trovare una soluzione che deve essere di compromesso, dove ovviamente entrambe le parti dovranno rinunciare a qualcosa, nel senso che lo sfarzo di anni migliori non ci potrà essere, però anche strappare completamente, rinunciare verso un oscurantismo che poi diventa anche oscurantismo dell'anima. Se uno dice, di solito ai bambini si dice, pensa a una cosa bella, pensa al Natale, se gli leviamo le luci, gli alberi eccetera, probabilmente andremo incontro a un qualcosa che non funziona. Però appunto le amministrazioni in questo caso devono farsi carico della responsabilità e della strategia di gestione di questa cosa, primo perché hanno i conti in tasca, sanno quanto costa e quanto hanno a disposizione. Lo sanno più o meno in questo momento, perché poi arrivano delle sorprese. Hanno il termometro della situazione, ripeto, è il classico caso dove da buoni padri di famiglia ognuno di noi deve sapere che rinuncerà a qualcosa per un bene comune che non sarà ovviamente l'asticella al massimo, ma sarà un giusto compromesso per accontentare tutti. Grazie. Sentiamo Nazareno Gerolimetto. Io che ho fatto anche l'assessore al commercio a Castelfranco Veneto, dico che non si può rinunciare alla gioia del Natale. Le luci sono un po' il simbolo della gioia, è come che non suonassimo le campane per andare a messa, è un qualcosa che si deve comunque tenere, appunto per non rinunciare alla gioia. Poi io sono sempre stato dell'avviso che non solo adesso, sempre bisogna usare con parsimonia le risorse. Quest'anno in maniera particolare anche per dare dei segnali, perché un po' se l'energia ha per i costi che ha e tutti stiamo soffrendo, tutte le imprese stanno soffrendo, dare un segnale di ulteriore parsimonia è segno di essere delle persone responsabili e anche diffondere questo messaggio che non si deve rinunciare, ma si deve usare con parsimonia tutte le risorse pubbliche e non. Grazie Rachele, velocemente che siamo in chiusura. Ma sì, anch'io penso che sicuramente sia importante tenere alto il morale, ma sia importante allo stesso tempo non dare segnali di eccessiva discrepanza tra la difficoltà che le persone affrontano e magari lo sfarzo potenziale che le luminarie di Natale sappiamo bene avere. Penso che sarà anche una bella sfida di creatività per le amministrazioni, perché io penso che ci si possa inventare dei modi per scaldare il cuore che prevedano un po' meno consumo energetico, però che comunque non uccidano lo spirito del Natale. Quindi penso che sarà interessante per chi amministra sul territorio misurarsi su questo fronte, confrontarsi giustamente, coordinarsi e trovare delle soluzioni anche un po' diverse dal solito, magari più sostenibili. Grazie mille, la nostra ora è volata. Grazie a Rachele Scarpa del Partito Democratico e buon lavoro per il nuovo incarico di parlamentare. Grazie a Jacopo Lode di Italia Viva di essere stato con noi e di averci dato diverse sfaccettature e diversi strumenti di lettura. Grazie a Nazareno Gerolimetto, buon lavoro in Regione, perché so che anche lei torna all'opera subito dopo questa diretta. Grazie, noi concludiamo questa prima edizione, ora la pubblicità, poi le previsioni del tempo come sempre e ritorneremo tra poco con lo spazio di approfondimento dedicato alla CGIL. Arrivederci. 3S Serramenti, interni ed esterni per ristrutturazioni e nuove costruzioni. Bentrovati al Meteo. Prosegue la cosiddetta ottobrata sull'Italia, caratterizzata da tempo stabile e clima particolarmente gradevole. Vediamo il dettaglio di mercoledì 5 ottobre. Sul Veneto tanto sole, insomma nulla di particolare da segnalare rispetto ai giorni scorsi. Il cielo sarà sereno, poco o parzialmente nuvoloso, con foschie e nebbie in pianura e nelle valli nelle ore più fredde.
Temperature stazionarie minime tra 11 e 12 gradi, massime invece tra i 19 e i 24 gradi all'incirca. Spostiamoci ora sul Friuli Venezia Giulia. Cielo poco nuvoloso sui monti, più sereno su pianura e costa. Anche in questo caso possibili locali foschie notturne sulla bassa pianura. Temperature minime sugli 11-13 gradi, massime intorno ai 20-22 gradi. Infine diamo uno sguardo alla situazione del Trentino Alto Adige. Poche novità, anche qui bel tempo soleggiato con qualche annuvolamento, ma insomma senza ulteriori conseguenze. Temperature minime intorno ai 10 gradi, massime sui 22-23 gradi. Dal meteo di Antena 3 per ora è tutto, arrivederci al prossimo aggiornamento. S Serramenti, interni ed esterni per ristrutturazioni e nuove costruzioni. Buongiorno, ben ritrovati per la straordinaria di Antena 3, spazio dedicato in particolare alla CGIL, al sindacato CGIL e anche a voi telespettatori, dal momento che potete chiamare in diretta per sottoporre eventuali quesiti o per così fare delle riflessioni sui temi che andremo a toccare. Saluto e ringrazio l'ospite di oggi, Vigilio Biscaro, buongiorno, segretario generale dello SPI-CGIL di Treviso. Allora focalizzeremo in qualche modo anche sui pensionati, sui temi che toccano magari gli anziani, ma non solo, perché oggi parliamo, Vigilio, in particolare della vostra manifestazione nazionale di Roma dell'8 di ottobre che ha, eccola qua, la locandina che va in onda in questo momento, diciamo un titolo che è un po' un appello, no? Ascoltate il lavoro, sia in Italia che in Europa. Perché questa invocazione e questa necessità in questo momento di radunarsi a Roma, poi con naturalmente i leader Landini per riportare il focus sul lavoro? Beh, principalmente perché il lavoro è lo strumento principe perché un paese migliori, principalmente, ma insieme anche per il fatto che le questioni che sono state sospese rispetto alla crisi di governo e immagino velocemente la formazione del governo della coalizione che è uscita vincente dalle elezioni dovranno tenerne conto. Di che cosa parlo? Parlo delle materie principalmente collegate al lavoro, ma anche collegate appunto alla previdenza, ma anche collegate all'ambiente, ma anche collegate alla sicurezza del lavoro, tutte materie che con il precedente governo avevamo iniziato a discutere nei tavoli tecnici, con delle differenziazioni sicuramente, con delle anche, come posso dire, condivisioni rispetto alla coesione sociale, la definiamo così. Ho preso in prestito una frase di Draghi quando fu eletto, quando venne chiamato a formare il governo, disse che la sua principale, come posso dire, il principale lavoro che doveva fare era la coesione sociale. Benissimo. Se non coniugheremo bene tutti questi argomenti, è anche probabile che l'autunno, al di là del caro bollette, diventi proprio caldo. CGIL e CISL-UIL hanno delle piattaforme unitarie, a volte si sono mosse, come posso dire, anche indipendentemente l'una dall'altra, ma su temi come per esempio il salario minimo, i salari, le pensioni, qui non c'è ombra di dubbio che abbiamo, come posso dire, una intesa comune, un accordo comune, e per questo chiediamo alla politica, chiediamo al nuovo governo, ma in generale a tutta la politica,
che si pratichino quelle prospettive, quelle attese che durante la campagna elettorale hanno anche tenuto banco. Salario minimo. Devo dire che non tutti i sindacati erano d'accordo, il mio non era proprio completamente d'accordo sul salario minimo, ma la cosa più importante adesso è superata questa difficoltà, è che al salario minimo si aggiunga un'altra cosa importantissima, e cioè il trattamento anche normativo, e cioè complessivo, dei contratti nazionali di lavoro. Per me sarebbe facile dire quanti contratti di lavoro ci sono, eccetera, perché sono tanti, sono tantissimi. Il problema vero che in Italia c'è da anni su questo è che manca una legge sulla rappresentanza. Se noi avessimo una legge sulla rappresentanza così come viene applicata nella contrattazione dei vari settori del pubblico, sanità, enti locali, eccetera, noi avremmo di fronte una platea di attori ben circoscritta. Chi raggiunge un minimo di rappresentatività, sia datori di lavoro ma anche naturalmente lavoratori dipendenti, si siede al tavolo e fa il contratto. Altrimenti arriviamo a quello che negli ultimi anni è diventata proprio una iattura per tutti, e cioè la precarizzazione dei rapporti di lavoro, perché ci sono i cosiddetti, noi li definiamo così, contratti pirata fatti da associazioni datoriali e associazioni dei lavoratori che condividono una cosa: far pagare meno al datore di lavoro il lavoro che il dipendente fa e con meno tutele. Ecco, questo è un primo ragionamento che dobbiamo fare con il prossimo governo. Per questo il nostro titolo è Ascoltate il lavoro. Poi, collegato, secondo me, immediatamente c'è l'altra questione, che è quella della situazione della tassazione del lavoro, certo, della evasione fiscale e di tutto quello che finora non è stato fatto da tutti, perché non è possibile che uno Stato migliori, diventi più equo, se non c'è una tassazione alla quale rispondono tutti. L'evasione fiscale in Italia, noi lo sappiamo, ormai è assurda, più di 100 miliardi all'anno, e fra l'elusione e l'evasione questi soldi qui mancano ogni anno all'appello, e perciò che cosa fanno i governi? Devono tenere le tasse così come sono, e qualcuno ha anche parlato di flat tax. Per fortuna, ecco, non è stato il sindacato che l'altro giorno ha fatto un'intervista, ma il presidente della Confindustria Bonomi, che ha messo un paletto. Insomma, a qualcuno ha detto, spero che venga capito fino in fondo, la flat tax oggi non serve in Italia, perché abbiamo bisogno da un lato di far pagare tutti le tasse, dall'altro di utilizzare queste risorse per andare incontro a chi ha più bisogno. Bisogna dirlo ad alta voce, a chi ha più bisogno, perché quello che è avvenuto negli ultimi anni, senza star lì a discutere quanto sono aumentati i salari in Germania negli ultimi 10 anni, quanti sono diminuiti in Italia, noi abbiamo salari poveri, perciò abbiamo famiglie che rasentano la povertà anche se lavorano in uno o in due, e la grossa, come posso dire, calamità della precarizzazione dei rapporti di lavoro. Qui forse abbiamo anche noi, come posso dire, tentennato nei contratti nazionali, lo dico tranquillamente. Abbiamo sì normato i contratti di lavoro a tempo determinato, ma abbiamo lasciato spazio a contrattazioni individuali che non hanno fatto altro che precarizzare il rapporto di lavoro. Ci sono persone che lavorano con contratti a tempo determinato per 5, 10, 20 anni. Voi capite che cosa vuol dire per le giovani generazioni, per i giovani. Beh, lo vediamo già, no? E lo vediamo già. Lo vediamo con la denatalità, lo vediamo con la fuga dei cervelli, lo vediamo con un sacco di cose. Esattamente. E perciò, da questo punto di vista, noi pensiamo che si deve ritornare a discutere
del rapporto di lavoro come un rapporto di lavoro qualitativamente alto, positivo e non precario. È chiaro, dovremo scontrarci con le leggi che sono state fatte. Tutti hanno in mente, credo, il Job Act da questo punto di vista. Sì, bisogna superarlo assolutamente, perché altrimenti andremo a peggiorare le situazioni che sono già precarie dei giovani, ma non solo dei giovani, con questi contratti che noi definiamo non solo precari, ma anche qualitativamente, come posso dire, minori. Assieme alla precarizzazione io metterei anche il discorso della sicurezza sul lavoro. 3 morti al giorno sul lavoro sono troppi. Io penso che accordi che poi però vengono rispettati da tutti. Parliamo dei lavoratori prima, benissimo, prima dai lavoratori, ma anche dai datori di lavoro e dei loro dirigenti, fanno sì che queste morti non avvengano. Non sto a discutere della questione della scuola lavoro e perciò tanti ragionamenti qui io li lascio a chi è più esperto di me a farli. Però sicuramente non possiamo più permettere che una persona vada a lavorare al mattino e la sera non riesca più a tornare a casa perché è morta. Ecco, certamente. Poi sul tema alternanza scuola-lavoro, tra l'altro venerdì c'è anche uno sciopero convocato per le ultime ore di scuola dal personale ATA, no? Che avete condiviso come sindacati, proprio per, insomma, alla luce dell'ultimo caso che è successo a pochi chilometri da questa sede, a Noventa di Piave. Sì, abbiamo al telefono un telespettatore, buongiorno, prego. Sì, buongiorno, sono Maria da Treviso. Buongiorno. Senta, io volevo dare una risposta a questo signore e anche una domanda. Sentiamo. Sì, allora volevo chiedere perché lei adesso predica tanto che bisogna dare lavoro, dare spazio ai giovani, quando noi la nostra età, 18enni, avevamo lottato a fare scioperi e scioperi e scioperi per avere l'articolo 18 diritto del posto di lavoro, e voi sindacati eravate a Treviso e a Roma e avete lasciato che tutti me lo prendessero, tirato via tutto, andate in Europa, tirato via, mangiato l'articolo 18 e adesso la gente è a spasso per le strade e non ha sicurezza del lavoro? Ma benedetti del Signore, voi che siete in mezzo a queste cose dovevate fermare questa cosa, allora si sarebbe a posto come noi, perché siamo andati avanti per fare le nostre famiglie e per fare le nostre case. Adesso però non si può fare più niente, perché voi siete d'accordo con quelli di Roma. Porca la miseria, mi lasci dire, l'articolo 18 deve essere rimesso. Abbiamo lottato in nostra gioventù per queste cose. Adesso non parlano più nessuno. Deve ritornare, se no non si può andare avanti. I giovani non lavorano e non mangiano, non fanno figli, non fanno famiglie. Arrivederci. Grazie Maria anche per lo sfogo, insomma, Vigilio. C'è in quello che dici, Maria, una passione che io condivido. Però non posso condividere che tu metta sullo stesso piano le organizzazioni sindacali, io parlo per la CGIL, che hanno fatto scioperi rispetto al Job Act e rispetto anche all'attentato sull'articolo 18 che aveva fatto un governo ancora nel 1994, credo. Il problema non è perché noi a Roma non facciamo queste cose. La legge nella Repubblica Italiana viene fatta in Parlamento. Allora io darei, come posso dire, farei una sollecitazione ai cittadini italiani. Verificate quali sono i partiti che in Parlamento hanno votato, hanno assecondato perciò non eliminazione, ma quasi, e qui hai ragione Maria, dell'articolo 18. Perché adesso noi diciamo, ma da 10 anni che bisogna riformare i diritti dei lavoratori, mettendo dentro una proposta di legge della CGIL, c'è già in Parlamento, è in un cassetto non so dove, i diritti di tutti i lavori, cioè di lavori subordinati, ma anche dei lavori, diciamo, autonomi, dei lavori che vengono con le partite IVA, tanto per capirci, perché non c'è tanta differenza fra il lavoro dipendente e una partita IVA che ha un lavoro povero. Perciò
assolutamente d'accordo con te rispetto ai diritti del lavoro subordinato. Non sono d'accordo, e qui chiudo, sul fatto che è colpa del sindacato se hanno modificato la legge. La CGIL in questo caso ha le carte in regola, perché forse è stata la sola organizzazione sindacale confederale che ha tentato di frenare questa deriva. Il problema poi è un altro, e questa risposta la chiudo così. Dobbiamo ricordarci, quando si va a votare, di quali sono le forze che adesso come adesso devo dire che più o meno insomma sono tutte lontane dal lavoro, le forze che propongono e legiferano in questo senso, altre invece che tagliano i diritti che abbiamo. Questa è la mia risposta. Biscaro, abbiamo un'altra telefonata. Prego. Da Abano, mi dicono. Pronto, buongiorno. Buongiorno dottoressa, a lei e al suo ospite. Sono Sebastiano da Abano. Prego. Io volevo fare due opinioni. La prima è che noi pensiamo all'infortunio, alle morti sul posto di lavoro. È normale che se la gente anche di 70 anni è costretta a lavorare, perché naturalmente dipende dal lavoro che fai, e certamente c'è sempre un rischio. Quindi io per esempio lavoro in un hotel, lavoro come lavapiatti, e fare lavapiatti e lavapentole è un lavoro molto usurante, molto sacrificante. Quindi fino a che sei giovane ce la fai fisicamente a lavorare, ma quando avrai una certa età, lei si immagina uno di 70 anni a stare pentole che pesano 1 tonnellata, si può dire. Quindi è normale che lì ci dovrebbe essere lo Stato di dire massimo questi lavori, massimo a 60 anni vai in pensione, perché è normale che succedono gli incidenti sul lavoro. Poi anche io ho la fortuna che lavoro su un'azienda dove sono persone, imprenditori serie, però c'è un problema qua ad Abano, in tutto questo territorio. Siccome noi che lavoriamo negli hotel, che abbiamo contratto a tempo indeterminato, non determinato ma indeterminato, quando l'hotel purtroppo chiude, perché ci sono i periodi che chiudono per 3 mesi, non abbiamo il diritto a prendere nessun reddito, né disoccupazione, né NASP, nulla, non abbiamo neanche un centesimo. Quei 3 mesi che siamo fermi dal lavoro non prendiamo neanche un centesimo. Ora, com'è possibile che un sindacato non si mette d'accordo con l'INPS e gli dice: guardate, questi lavoratori comunque hanno un contratto a tempo indeterminato e sono comunque a casa senza salario, è giusto che dobbiamo prendere almeno che non dico il 100%, ma almeno anche il 60%. Non prendiamo nulla. Prima qua ad Abano si prendeva, anche se avevo il contratto a tempo indeterminato, prendevo la disoccupazione. Adesso non c'è più. Non c'è più neanche un centesimo, e questo è che ha qualche 10 anni che non prendiamo più nulla. Aspetti Sebastiano un secondo. Grazie a lei Sebastiano, grazie. Facciamo rispondere a Biscaro. È fattibile una cosa del genere? No. Un contratto a tempo che però lascia scoperti? No, non è fattibile. Trovo strano, Sebastiano, che tu sia in questa situazione, perché da un lato c'è la cassa integrazione, dall'altro nel settore dove tu lavori c'è anche la bilateralità che interviene nei periodi in cui uno non lavora. Ma se uno non lavora ed è a tempo indeterminato e perciò non c'è uno stacco rispetto al rapporto di lavoro, è chiaro che uno non ha la retribuzione. Se uno rimane a casa pur essendo a tempo indeterminato, o la bilateralità, e nel settore del turismo questa c'è, interviene poca cosa, qui hai ragione Sebastiano, poca cosa, ma interviene a dare un aiuto per i periodi di non lavoro. Questa è la risposta che devo darti. Per far capire, nel settore per esempio dell'agricoltura, i periodi di non lavoro durante l'anno vengono, come posso dire, coperti dalla disoccupazione, perché la bilateralità e il contratto nazionale ha fatto questa operazione, simile nel contratto del turismo. Ma chi è che deve chiedere l'ammortizzatore? È il datore di lavoro che deve chiedere l'ammortizzatore. Però se queste cose qua non escono, è chiaro che il datore di lavoro
tranquillamente dice tu stai a casa. Uno rimane a casa, non fa nessuna richiesta perché magari non è neanche collegato con la bilateralità oppure non è collegato neanche con il suo sindacato, se uno è iscritto o comunque col sindacato in generale, certi diritti non vengono. Però ribadisco, se io rimango a casa e non lavoro non posso avere retribuzioni, capito? E dall'altro non posso neanche avere contribuzioni per la previdenza. Perciò io ti consiglio di fare questo: parla con il tuo titolare e poi fatti seguire da una organizzazione sindacale, che sicuramente ad Abano Terme ci sono, per capire se attraverso la bilateralità e attraverso una sospensione per avere la NASPI, 1 mese, 2 mesi, tu vieni retribuito, sì, ahimè, col 60% della retribuzione. Ma l'importante è che qualcosa arrivi o che copra questo periodo e che venga coperto per quanto riguarda la pensione. Appunto, perché poi ci si trova delle voragini quando si va a vedere. Abbiamo un'altra telefonata, Silvio da Rovereto, buongiorno. Buongiorno, buona giornata a tutti. Ecco, volevo solamente fare una precisazione, no? Ho sentito prima lo sfogo di quella signora che parlava dei sindacati, no? Ecco, io volevo solamente dire questo: è vero che la CGIL ha provato a fare qualcosa, però è anche vero che il sindacalista, se si ricorda bene, nel 94, quando Berlusconi voleva togliere l'articolo 18, Cofferati, allora che era segretario della CGIL, ha portato in piazza quasi 6 milioni di persone. Quando Renzi ha fatto il Job Act, la CGIL non ha portato in piazza praticamente nessuno, tant'è che la Camusso, che era segretaria del sindacato, no? Adesso si è candidata col PD. Questo cosa vuol dire? Che quando le norme le fa il partito di destra o di centrodestra, allora devono essere combattute. Quando le fa quelli di centrosinistra non le combatte o fanno finta di combatterle. Comunque io le dico la mia esperienza: dopo che è stato cancellato l'articolo 18, io ho tolto la delega per versare i contributi al sindacato, perché io sono convinto che quando il sindacato, qualsiasi sindacato, come qualsiasi istituzione, non fa più gli interessi del lavoratore, come per una casa quando è talmente vecchia che continua a ristrutturare e non si fa mai niente perché comunque è sempre vecchia e per quanto si fa crollerà, forse è il caso che il sindacato deve essere azzerato per partire di nuovo da capo e fare veramente un sindacato che tuteli gli interessi dei lavoratori e non gli interessi dei politici. È ora di finirla che i sindacalisti si presentino nelle liste del PD o di qualsiasi partito. Devono fare i sindacalisti perché sono pagati dalle nostre quote e questo deve succedere. E quindi capisco la signora e quello che ha detto, che togliendo l'articolo 18, che poi non diceva niente di particolare, diceva solamente che se uno era licenziato illegittimamente poteva essere reintegrato all'interno del posto di lavoro, è stato tolto solamente con una mera indennizzo economico, è gravissimo e i sindacati tutti, CGIL, CISL, che hanno appoggiato questa cosa, hanno distrutto il tessuto sociale ed è quello che sta succedendo adesso. Silvio, grazie Silvio, abbiamo capito, chiarissimo. Biscaro. Allora, capisco questi sfoghi e capisco anche che quando un sindacalista finisce di fare il proprio lavoro e magari si mette in politica, ci siano delle preferenze. Silvio, non credere che chi adesso ricopre posizioni in Parlamento e in passato ha ricoperto posizioni di responsabilità generali, non solo in CGIL e in CISL-UIL, ma anche nei sindacati diciamo di destra, visto che hai fatto questa differenza, le cose siano migliorate. Sono peggiorate perché alla fin fine, nel momento in cui tu perdi una battaglia così importante come quella dell'articolo 18, che per nostra fortuna non è stato cancellato, ma c'è una grossa difficoltà per poter far valere le nostre ragioni rispetto a un licenziamento per giustificato motivo oggettivo o soggettivo, ecco, quando queste variazioni sono state fatte, bene,
ci sono state delle lotte, ma non ci sono state le piazze piene, perché questo era un motivo, a parte Cofferati, e qui hai ragione, un motivo importante per esserci. Il problema è che io ho sempre fatto il lavoratore dipendente e il sindacalista e non ho mai avuto il pensiero di spostarmi a fare magari il politico. Ma dovrebbero esserci invece delle persone che si candidano a entrare nel Parlamento venendo dal mondo del lavoro. Invece in Parlamento siedono più avvocati, più commercialisti e non dico operai, perché adesso sembra che la parola sia un po' offensiva, per me no, assolutamente. Non ci sono tanti lavoratori dipendenti seduti in Parlamento, anche in questo Parlamento pur ridotto a 600 persone fra la Camera e il Senato. Perciò, rispondendo definitivamente alla tua osservazione, capisco la rabbia, ma se mi credi io ero molto più arrabbiato di te quando chiamavamo le persone a manifestare e ci trovavamo con le RSU e pochi altri nelle piazze. Perché questo? Perché è evidente che nel momento in cui la norma, quella della legge 300 sull'articolo 18, veniva messa in discussione, ebbene sono partite tutte le sollecitazioni da più parti, da destra, dal centro a sinistra, perché il datori di lavoro, la Confindustria, voleva una risposta a questo in base alla flessibilità. Qui Renzi, se ricordiamo bene, è stato uno dei fautori, e Renzi, lo so, ha militato in un partito di centro-sinistra. Renzi è stato un fautore e un attore di questo periodo in cui sono state tolte delle certezze, dei diritti, delle tutele al mondo del lavoro dipendente. Ma la società italiana guardava da quella parte là, Quando si va a votare si guarda da quella parte. Mi pare di essere stato chiaro. Di sicuro questi interventi denotano quello che è anche un clima complessivo, no? Nel senso, sul tema lavoro purtroppo, proprio per anche questa escalation che c'è stata di tutele ridotte o piuttosto anche di precarietà spacciata per elasticità, chiamiamola come vogliamo, flessibilità, perché voglio dire, ecco, mi incuriosiva il perché voi nella manifestazione dell'8 vi rivolgete all'Italia ma anche all'Europa. Perché l'Italia da sola non ce la può fare. Noi abbiamo un'ambizione e la abbiamo con tutti i sindacati che in Europa ci sono. Noi rappresentiamo forse i sindacati confederali più importanti in Europa come rappresentatività, perché ormai la legislazione e le tutele sul lavoro, visto quello che sta accadendo, che è già accaduto, non possono essere, rinchiusi in un paese solo. Dovremmo arrivare ad avere norme europee, contratti collettivi europei, in modo tale che quando un lavoratore si sposta da un paese all'altro, almeno le tutele minime le ha. Per questo parliamo anche all'Europa, ma parliamo anche all'Europa per tutte le questioni relative al caro bollette, relative ai costi energetici, relative alla transizione ecologica, diciamo così, che abbiamo deciso di fare tutti insieme. Adesso la casa, tra virgolette, europea sta scricchiolando perché i paesi più forti fanno valere la loro forza, no? E i paesi più deboli tentano di fare un po' di solidarietà. A me piacerebbe che su questo tornassimo a 3 anni fa. 3 anni fa, quando è arrivato il Covid, gli europei hanno capito che dovevano dare una risposta comune, unica a questa pandemia. Quello è il sistema giusto per poter superare anche queste differenze che sono enormi, sia di tutela che anche di retribuzioni fra un paese e l'altro. Perciò l'Europa, almeno per noi, ma sono convinto che va bene anche per CISL e UIL, è diventata il terreno dentro il quale discutere.
ma è da anni che facciamo questi tentativi e finora non siamo riusciti a farlo. Ma tenacemente si continua. Ma noi continueremo sicuramente su questo. Abbiamo al telefono Nadia da Treviso. Buongiorno Nadia. Buongiorno signora Lina, buongiorno al sindacalista. Niente, io volevo chiedere al sindacalista una cosa che mi è successa stamattina. Allora, ho telefonato al mio gestore dell'Enel per rateizzare la fattura che è abbastanza elevata. Possiamo chiederle di quanto, Nadia? Comunque 180 euro. E con la pensione da 1200, oltre le spese che ci saranno, certo, tra legna, ieri svuotamento delle vasche, 250 euro, sono tutte spese che si accumulano. Certo. E dove si può ho chiesto la rateizzazione. Me l'hanno data, però precedentemente ho fatto ancora, mi mandavano i bollettini. Adesso non mandano più i bollettini, devo andare a fare un bonifico. Però ho pensato, il bollettino in posta mi costa 1 euro di tassa, il bonifico mi costa 3,50 euro. E queste sono tutte spese che si accumulano. Alla faccia del risparmio, certo Nadia. Sentiamo Vigilio Biscolo. Grazie, arrivederci, buona giornata. Grazie Nadia, grazie. Nadia, credo che tu sia in buona compagnia con tantissime persone, con tantissime famiglie, come anche la mia. Ed è per questo che stiamo chiedendo a chi ci andrà a governare, come l'abbiamo chiesto prima, uno stop, e cioè un tetto ai rincari energetici. Ma se si farà così, bene, se non si farà così, è chiaro che quello che tu dici, spero non avvenga mai, avverrà. Non so come trovare, io non ho soluzioni diverse se non questo, ma se questo è l'obiettivo di tutti i paesi europei, benissimo, anche le speculazioni che si stanno facendo sui rincari del gas, del metano, eccetera, eccetera, si fermeranno o limiteranno, insomma, i loro aumenti. Non c'è una soluzione diversa oggi. E siccome i rincari delle bollette energetiche hanno varie cause, non ultima anche il conflitto, l'invasione da parte della Russia dell'Ucraina, con ulteriori spese militari, eccetera, eccetera, anche l'Italia ha detto di sì a questo, dovremo capire che tutto il Parlamento, non solo il nuovo governo, dico io, tutto il Parlamento deve convincere Bruxelles a fare fronte comune e bloccare il tetto dei rincari. Altre soluzioni non ce ne sono. Abbiamo in Italia il famoso 110, perciò tante persone hanno potuto mettere il fotovoltaico, i pannelli solari, con i ventari, eccetera, con tutto quello che c'è stato, che per carità non entriamo in questo, esatto, troppo vasto. Ecco, perché ci sono anche i furbetti e continuano ad esserci, ci sono aziende che chiudono perché hanno fatto i furbi. Ecco, quello è uno strumento, ma non tutti possono arrivare a questo strumento, ad utilizzare il 110, lo abbiamo visto. Tornando a bomba, bene, noi chiediamo con forza che tutte le forze politiche, che siano al governo, che siano all'opposizione, su questo facciano fronte comune a Bruxelles, altrimenti vinceranno i paesi più forti, che hanno avuto la possibilità, come la Germania, di mettere a disposizione di tutte le imprese, di tutti i cittadini e delle famiglie 200 miliardi. Voi capite che l'Italia non è in grado di mettere in piedi questa cifra qua per calmierare o stoppare gli aumenti. Queste sono le soluzioni, sono soluzioni politiche, e adesso dovremo capire se l'Italia, assieme agli altri paesi, riuscirà a bloccare la speculazione sugli aumenti energetici. Senta Biscolo, ma al di là degli importi da pagare, ma poi questi meccanismi, no? Allora vado in posta, pago tot, faccio il bonifico, pago tot, faccio il bonifico online, ma i pensionati poverazzi magari no, pago tot, cioè sì. Qua si paga sempre un'aggiunta.
C'è anche questo tema, no, che Nadia sottoponeva, dice ma guarda un po', mi vado a rateizzare e pago anche di più. Questo è il mercato. Posso dire che questo è il mercato. Il mercato oppure un meccanismo a cui ci siamo un po' rassegnati? No, credo che noi non ci siamo rassegnati. In effetti ci sono tante organizzazioni di difesa dei consumatori che quando, come posso dire, un'azienda che fruisce energia va al di là del dovuto, diciamo, ecco, possono intervenire. Ampiamente al di là. Però il problema è che se noi non riusciamo ad avere una normativa comune europea rispetto anche alle transazioni, queste cose qua succederanno e allora i cittadini cosa fanno? Andranno a vedere qual è l'azienda che fornisce energia, che costa meno, si sposteranno con, con tutte le problematiche che ci sono, specialmente per gli anziani, perché per gli anziani è difficile capire dove andare se non hanno una consulenza. Perciò io posso dire a queste persone: affidatevi agli organismi di difesa dei consumatori che possono essere in grado di dare una risposta o una indicazione per spendere meno. Questo è quello che io posso dire. Poi se sapessi tutto sarei probabilmente il comandante in capo dell'Europa, ma non è così. Vi chiedo scusa della battuta ironica. Ma sono vere queste difficoltà e noi le vediamo quotidianamente, perciò non è facile per noi far sì che si cambi una norma quando questa è collegata al libero mercato. Certo. È difficile fare sta roba qua, a meno che non intervenga lo Stato. E allora dopo dicono: va bene, se interviene lo Stato, voi siete statalisti, siete centralisti e la cosa finisce. Biscaro, allora noi diamo un piccolo break di pubblicità e ritorniamo tra pochissimo. Eccoci di nuovo in diretta, spazio di approfondimento riservato alla CGIL. Torno a salutare e a ringraziare della sua presenza Vigilio Biscaro, che è segretario generale dello SPI CGIL di Treviso, con cui stiamo parlando di lavoro, perché poi alla manifestazione di Roma dell'8 di ottobre ci saranno anche i pensionati, è vero, perché i pensionati, anche se sono fuori dal ciclo attivo del lavoro, continuano comunque a essere presenti per sottolineare l'importanza di queste tematiche, ma anche nel territorio ne abbiamo abbastanza, no, da grane a cui pensare per i pensionati, perché abbiamo finito adesso di parlare di caro bollette, ma c'è anche un caro case di riposo che si fa avanti in maniera molto preoccupante. E poi, per quanto riguarda l'assistenza agli anziani e la salute degli anziani nei territori, c'è questo tema purtroppo con cui si ha a che fare di recente, diciamo, nel senso che è un problema di qualche anno, ma in maniera sempre più pesante e anche repentina, secondo me, no? Cioè nei paesi i medici di base scarseggiano o addirittura vengono a mancare e agli anziani viene chiesto di fare anche degli spostamenti che per loro sono significativi, perché io l'altro giorno sentivo una signora che diceva: ma mi devo spostare in bicicletta, magari per me era una cosa irrisoria, 4-5 km, ma che lei li deve fare in bicicletta e mantenere la sua autonomia magari rispetto ai figli e tutto, diventa un problema grosso. Ecco, dalla regia chiederei anche di mettere in onda una slide, eccola qua, sulle cure primarie, che fa il punto, a quel che vedo, a marzo, no? 2022. Biscaro, è una situazione che possiamo definire come? Possiamo definirla molto molto critica. Perché dico critica? Perché come SPI e come CGIL e anche come CISL e UIL sono ormai 3 anni che discutiamo con l'ULSS 2, per quello che ci compete, la questione dei medici di medicina generale, e quello che salta all'occhio in questi ultimi mesi sono state proprio le cose che dicevi rispetto alla lontananza anche degli ambulatori medici per chi è rimasto senza medico perché il medico è andato in pensione. Allora, per dare 2 dati, ecco, se noi partiamo dal 2011,
benissimo, noi avevamo una platea di assistiti quasi di 880.000 persone. Nel 2022, cioè dall'11 al 22, questa platea è diminuita di 110.000 persone circa, cioè il 14%. Mentre i medici di medicina generale sono calati nello stesso periodo del 43%, di 206 medici in meno. Oggi noi abbiamo incarichi da parte dell'UIS di 51 medici a fronte di 76 cessazioni che possono essere date da pensionamento o anche cambiamento di lavoro, perciò 51 a fronte di 76. Nel 2022 ci saranno, adesso questo è una stima che abbiamo fatto, 11 cessazioni di medici di medicina generale over 70. Noi abbiamo tentato di fare una verifica nelle varie zone, perciò se la slide viene messa vi chiedo di metterla, quella delle carenze, benissimo. Ecco, noi vediamo che a tutt'oggi, e questa cosa però è datata marzo, a tutt'oggi noi abbiamo 6 carenze nella zona di Vittorio Veneto, parlo di medici, 10 a Conegliano, 7 nell'Opitergino Mottense, 7 a Treviso Sud, 7 a Treviso Nord, 4 a Montebelluna, 4 a Castelfranco, cioè 41 medici mancano. Io ho visto questa mattina, senza citare diciamo il quotidiano, che un articolo di una pagina intera rinunciano al medico perché è distante. Perché è successo questo? Qui io voglio essere tranciante ma non offensivo nei confronti di nessuno. Di fronte a 15 anni di mancati investimenti sulla sanità, cioè sul Servizio Sanitario Nazionale, per 15 anni a livello centrale abbiamo sempre avuto un taglio di risorse al servizio sanitario, che poi travasate nella nostra regione hanno significato carenze di medici di medicina generale dell'ordine di 300-400 persone. Bene, quando ci siamo resi conto che, ed è grazie anche alla stimolazione che gli anziani ci hanno fatto in questo periodo, guardate che i medici stanno andando via perché vanno in pensione, certo. Cosa facciamo, cosa non facciamo? Abbiamo iniziato a discutere con l'UIS e devo dire che non ci ha mai chiuso la porta l'UIS su questi ragionamenti, ma è legata alla programmazione regionale, perché se è vero che lo Stato ha aumentato negli ultimi 3 anni le borse per la specializzazione dei medici di medicina generale, altrettanto dovevano fare le regioni. E siccome è l'ennesima volta che lo dico, in Italia abbiamo 20 sistemi sanitari diversi, perché abbiamo 20, abbiamo voluto fare così. Adesso stiamo scoprendo che forse bisogna cambiare rotta, va bene. Allora, se mancano gli investimenti per finanziare la formazione, ci possono essere anche dei giovani laureati che intraprendono la specializzazione entrando dopo aver fatto un bando, dopo aver fatto un esame, no? Ma se non ho le risorse, io questi medici non li avrò. Teoricamente li avrò dopo 3 anni o dopo 5 anni. Sono 2 anni e mezzo che discutiamo di queste cose qua. Secondo me prima del 2024-2025 non ne usciremo positivamente. Se posso dire un'altra cosa, collegandomi a chi rappresento per lo più, e cioè la popolazione anziana, bene, quello che prima Maria e gli altri interlocutori, la Nadia, parlava delle bollette, no? Nelle case di riposo stiamo rasentando la follia. Ci sono case di riposo che ci stanno dicendo: guardate che noi dovremmo aumentare le rette perché le bollette, le ho viste io,
aumenti del 370%, 400%, le case di riposo è chiaro che così non ce la faranno. A questo proposito noi abbiamo richiesto a inizio di settembre un incontro con l'ULSS e le direzioni delle case di riposo e ce lo daranno a brevissimo tempo perché le abbiamo sollecitate, e lì diremo quello che adesso io, come posso dire, annuncio. Noi non riusciremo a reggere come famiglie, come persone, a un aumento delle rette, perché questo significherebbe o non entro più nella casa di riposo, al di là di altri ragionamenti, oppure l'anziano, l'anziana, devo ritirarla e riportarla a casa. Cosa significa questo? Voi capite che non è possibile una cosa che Al una di là cosa che ce del ne sono genere... anche molti soli che non possono far conto magari sulle famiglie, no? Prima cosa. Che ci sono anche molti soli. E che le case di riposo oggi sono degli ospedali praticamente per moltissimi anziani, no? Nel senso che hanno anche esigenze strettamente sanitarie. Certamente di salute, e poi ci aggiungiamo anche il fatto che in questi ultimi 2 anni, io l'ho visto con il Covid, l'isolamento che le case di riposo e le persone ospiti delle case di riposo hanno dovuto convivere, le hanno portate a una depressione, cioè non solo gli studenti, tanto per capirci, insomma, ma anche gli anziani hanno sofferto e stanno soffrendo di questo. Perciò io mi domando, dobbiamo fare fronte comune perché la pianificazione, e cioè intendo dire i piani della Regione, siano reinvestiti con risorse nuove per queste problematiche o no? Ho letto l'altro giorno che la Regione Veneto sta parlando di addizionale IRPEF. Ne abbiamo discusso. Ne avete discusso? Ecco, ne avete discusso. Questo per noi, allora, se l'addizionale, discutiamone, ma se l'addizionale viene messa per pagare la pedemontana, io non sono d'accordo, tanto per capirci. Se viene messa per i servizi sociali, per l'assistenza domiciliare, per insomma la salute, diciamo così, allora potremo discuterne, ma devono essere ben chiare le motivazioni e poi le verifiche, perché altrimenti è facile mettere l'addizionale, quando l'hai messa difficilmente la togli, ma quei soldi lì dove devono andare? Se c'è un accordo fra le parti sociali che vanno su queste posizioni, allora va bene, altrimenti io dico, caro Zaia, l'addizionale te ne sei fatto un vanto che tu non hai messo l'addizionale, non metterla neanche adesso, perché altrimenti ci prendi in giro. Mi assumo tutta la responsabilità di dire quello che ho detto. Beh sì, certo, come sempre, ma insomma, non liberi di esprimere, questa è una perplessità in realtà che hanno espresso in tanti, visto che appunto si sottolineava molto questo fatto di non mettere le mani in tasca ai veneti. Ma al di là di questo, sul fronte dei medici di base, Biscaro, adesso parliamo di risorse per riprogrammazioni che comunque avranno un effetto più avanti, ben che ci vada, insomma, ecco, di qualche anno. Certo. Nell'immediato che si fa? Nell'immediato anche qui si va sul mercato. Allora, cerco di argomentare bene questa frase che forse è un po' troppo rigida. Ci sono medici, ma anche infermieri, ma anche OSS, che, vista la situazione che stiamo vivendo all'interno della sanità pubblica, preferiscono lasciare il servizio pubblico per andare sul privato. Benissimo. Per me no, ma benissimo. Questo cosa vuol dire rispetto alla mancanza di organici che il sistema sanitario ha? Vuol dire 2 cose. Una, se parlo di figure professionali importanti, è chiaro che le lauree devono essere, come posso dire, utilizzate anche se non sono lauree italiane. Se parlo di altre professionalità, che magari sul comparto infermieristico, questo significa, e lo sto vedendo sulle case di riposo, che per far fronte a questa mancanza assumiamo infermieri che vengono da tutte le parti del mondo.
Il legislatore, il governo e le regioni devono decidere: o andiamo sul mercato oppure rifinanziamo il sistema sanitario nazionale che dà un diritto alla salute universale, e perciò dobbiamo, ritorno al ragionamento che ho fatto prima, ritorno al discorso delle risorse. Dove troviamo le risorse? Io ho già 100 miliardi all'anno, li abbiamo. Bene, chi si prende la responsabilità di fare una riforma vera sul fisco? Chi si prende la responsabilità di far applicare tutte le norme sulla sicurezza, eccetera, eccetera? Non solamente noi che siamo, come posso dire, portatori di interesse sicuramente, ma siamo una parte della società. Magari è facile, come posso dire, dirlo, è difficile metterlo in pratica. La politica deve interessarsi di questi problemi, di queste problematiche, non deve interessarsi solo della formula del governo, dei ministeri, eccetera. Deve dare risposte ai cittadini su queste materie e sicuramente ne avrà un vantaggio dopo elettorale. Una chiosa. Io mi auguro che il nuovo governo, rispetto alle linee guida che Draghi ha dato rispetto al PNR assieme all'Europa, non si scosti molto, perché prima di tutto viene il bene comune del nostro Paese e dopo vengono anche gli interessi, diciamo, parziali dei partiti politici. Io mi auguro che succeda questo e sono sicuro che le parti sociali, per quello che riguarda il lavoro dipendente, sapranno fare la loro. Riapriamo i tavoli di discussione che sono stati interrotti dalle elezioni, è giusto così, è giusto così, e ricominciamo a discutere e a fare delle proposte che tengano conto anche delle nostre esigenze, al di là di quello che è stato promesso, perché se è vero che sulla previdenza qualcuno ha detto che possiamo uscire a 41 anni, io lo sottoscrivo subito, lo sottoscrivo subito. Viscaro, la fermo perché il tempo è terminato. Grazie mille, grazie dei chiarimenti dati anche ai telespettatori. Ricordo allora la manifestazione dell'8 di ottobre a Roma, promossa appunto dalla CGIL. Questo spazio di approfondimento termina qui, abbiamo detto, eccola qua la locandina della manifestazione. Ora la pubblicità e poi vi ricordo la diretta da Treviso per seguire l'ultimo saluto a Don Canuto Toso, presidente e fondatore della Trevisani nel mondo. Grazie Vigilio Biscaro di essere stato con noi, grazie ai telespettatori e al prossimo appuntamento. Restate con noi per seguire la diretta. Grazie.